si volge a te. Il genitore mi toglie il fatto, a te il mio cuore chiede mercé, si chiede mercé. Per tanto affanno prego a tuoi piedi, non hanno tregua ai dolori. Il dolor mio dal cielo tu vedi, de salva, oh Dio, il genitore. Ave Maria. Questa bellissima Ave Maria, importante Ave Maria, la dedico a tutte quelle persone che non ci sono più, a tutte le famiglie che non vedranno più i loro cari per questi incidenti pazzeschi. Adesso va a finire, come sarà la verità, va a finire che è colpa del morto perché gliela senta a destra o a sinistra, no, perché in Italia manca solo che quello, perché alla fine paga sempre scarpa grossa. Io vorrei capire che una volta tanto si facesse luce su questo. Sono molto vicina anche all'amministrazione perché bisogna anche capire, è un momento difficile per tutti. Certo che abbiamo delle infrastrutture indipendentemente che possano tenere o non possano tenere in questi casi incredibili, però invece di pensare alla pista da bob ancora, forse se qualcuno pensa di mettere a posto le infrastrutture, di stare molto attenti perché abbiamo un territorio fragilissimo, le montagne camminano, respirano, si muovono. Qualcuno forse questa frase dovrebbe arrivare bene all'orecchio perché non si sa mai cosa possa succedere con questa fragilità del nostro territorio,
perciò forse il Vajont anche, visto che ci sarà la commemorazione, dovrebbe aver insegnato qualcosa. Qualcuno sapeva e moltissimi sono morti perché non sapevano. Qualcuno sapeva che c'era un business pazzesco dalla Save all'Enel, venduta alla diga, soldi a palate per qualcuno e i morti. Pensate a quella sopravvissuta che ho avuto ospite, che spero ritorni, che non riesce a bere acqua, ancora adesso, non riesce a bere un sorso d'acqua. Le tragedie umane che si possono evitare perché i segnali ci sono, perciò io penso che qualcuno, prima di fare delle grandi opere che mettono a rischio il paesaggio, il panorama, il territorio, dovrebbe veramente pensarci su. Detto questo, presento subito due cari ospiti. Abbiamo Marco Tappari, presidente Casa di Riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente di essere qui. Grazie a voi. Saluto anche il Sindaco Luca Dorighetto, Sindaco di Zero Branco, primo mandato civica. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, intanto la ringrazio per il supporto che ha dato anche lei all'Ippodromo Sant'Artemio, queste 2 giornate sport senza barriere. Domenica poi è stata una cosa meravigliosa, un successo. Certo che qualcuno ha detto non ho visto tanta gente, se volete riempire voi un ippodromo, è una città intera, cioè non so quando c'è tanta gente sembra che non ci sia, perché proprio gli spazi sono immensi, però tante attività, tante famiglie, tante fragilità. Sindaco, e questo mi ha fatto un enorme piacere, famiglie, genitori con i figli si sono divertiti tantissimo. Quello che però volevo anche capire con lei, Sindaco, non so se ha sentito quello che ho detto all'apertura, voi siete in prima linea come sindaci, state cercando di far capire le esigenze del territorio, siete gli unici a mio avviso che fanno questo, non tutti ma qualcuno sì, anzi molti, e soprattutto avete il coraggio di metterci la faccia. Io l'ho detto anche ieri mattina, io invito senatori, onorevoli, sempre impegnati, a parte qualcuno, sono sempre impegnati e io penso, e glielo dico anche se Sindaco, pensa a te, se invece io invito il sindaco che è più impegnato di te mi dice di sì, come mai? No, ma sono in commissione, sempre in commissione, non si sa far cosa, perché al momento tutto tace, si parla solo delle sedi in Europa, le famose poltrone che renderanno tantissimo, tutto il resto è noia. Cosa ci dice il sindaco Dorighetto? Ma a riguardo, a proposito dell'intro che hai fatto, un passaggio mi ha colpito. Noi abbiamo in questi mesi, in questi anni, abbiamo avuto l'opportunità di avere dall'Europa quasi 300 miliardi di euro, di cui la maggior parte a debito, e con quelli avremmo potuto e avremmo dovuto mettere in sicurezza il territorio. In realtà purtroppo faccio autocritica anche me stesso, e magari ampliando anche verso qualche mio collega, siamo stati più attenti magari a risistemare i nostri centri che erano già belli di loro e non abbiamo tenuto conto invece della sicurezza stradale o della sicurezza e della fragilità del territorio, perché i nostri fiumi periodicamente purtroppo esondano, le nostre montagne, come hai detto tu, sono fragilissime e sono veramente lì al limite, sembra che ogni giorno possa succedere qualcosa, e poi purtroppo abbiamo visto anche nella tragedia di Mestre, poi sarà tutto da acclarare, insomma, che forse abbiamo tutti bisogno di un po' più di attenzione, soprattutto nella componente stradale, che qua nel nord-est è vitale per noi. Abbiamo tantissime aziende, abbiamo tantissime persone, siamo il punto di riferimento non solo per l'Italia ma per una parte dell'Europa, e abbiamo bisogno però di avere delle strutture che siano in grado di sostenere questo, soprattutto quando una persona si alza al mattino per andare a lavorare, o quando è in gita o quando è in ferie, non può rischiare la vita, non può pensare di non tornare più a casa. Ecco, questo è il mio pensiero, la mia riflessione. Grazie Sindaco, sentiamo anche il Presidente Marco Tappari come commenta. Allora, innanzitutto io mi unisco al cordoglio per le famiglie di queste persone che non ci sono più, e mi unisco anche al cordoglio delle famiglie e dei discendenti della tragedia del Vajont, che penso sia per il Veneto e per l'Italia intera una delle tragedie più grandi in assoluto che abbiamo mai avuto. Detto questo, abbiamo dei fondi del PNRR che hanno una oggettiva difficoltà di spesa, come diceva il Sindaco, non tanto per il concetto della spesa in sé, ma per tutta la trafila burocratica e tecnica che, come sempre in Italia, sta dietro, in mezzo e davanti alla possibilità di progettare qualcosa. E il Sindaco giustamente faceva una riflessione su quella che è la tematica della sicurezza. Io posso fare una riflessione anche sulla parte sociale, Mirella, se me lo permetti, perché faccio un esempio praticissimo.
e cito un caso concreto che è il nostro. Noi stiamo ampliando una struttura con un intervento che inizialmente doveva valere poco meno di 2 milioni di euro, aumenti, materie prime, speculazione, siamo arrivati quasi a 4 milioni, no? E noi lo sosteniamo di fatto con risorse nostre. Ecco che quindi se effettivamente la possibilità di valutare bene i fondi del PNRR, che come diceva il sindaco in buona parte sono a debito, avesse compreso che ci sono delle tematiche davvero importanti anche di prospettiva per i prossimi 20-30 anni, probabilmente sarebbe stata fatta un'azione intelligente di lavoro in prospettiva e non di lavoro per una cosa che vale oggi per oggi. Questo è il mio modestissimo pensiero. Quello che però rammarica, qui mi rivolgo sia al sindaco Durighetto che al presidente Tappari, è che non c'è l'attenzione dovuta specialmente alle fragilità. Allora, noi abbiamo sentito soldi per infrastrutture, perfetto, però non abbiamo servizi alle persone, mancano completamente. Qualcuno dice non ci sono risorse umane perché mancano, è vero anche questo, però in tempi non sospetti si poteva parlare di prevenzione. Si poteva parlare di prevenzione perché si sapeva la data anagrafica delle persone, chi sarebbe andato in pensione, quando, basta schiacciare un bottone. Invece si sorvola, si va sempre sul grande business, dove i soldi arrivano in tasca, Tappari già di guardare per aria, da disperazione, dove i soldi vanno nelle tasche di qualcuno, pochi, e tutti gli altri muoiono da fame perché non ce ne sono. Allora, vogliamo capire, sindaco, visto che siete voi la voce del territorio, quando sarete ascoltati? Perché voi avete le idee chiare su quello che serve. Sapete dove andare a parare. Sì, l'infrastruttura, ma non faccio l'infrastruttura per un business, faccio l'infrastruttura perché serve. Esatto. Mi serve assolutamente. Serve per quello faccio l'infrastruttura, però devo anche capire se una volta fatta riuscirò a farla partire questa infrastruttura. Esatto. Sindaco Durighetto. No, concordo perfettamente con il ragionamento che stavate facendo. Io aggiungo forse un elemento che è quello del coraggio della scelta, perché i dati, come giustamente dicevate voi, ci sono. Abbiamo insomma eccellenze in Italia che studiano l'andamento della popolazione, lo sviluppo e quali sono le nuove necessità e le nuove esigenze, anche con una pianificazione ventennale. Quindi in realtà i dati c'erano e si potevano capire e conoscere già da prima. Però sembra sempre che la difficoltà sia quella di attuare scelte magari anche forti, ma che permettano in futuro di avere le risposte in anticipo, senza arrivare per forza a ridosso del problema, senza sapere da che parte muoversi. Faccio un esempio classico e però mi permetto anche di dire, rispetto alle critiche che sento, che per quanto mi riguarda io rinnovo la mia stima e la mia piena e massima fiducia nei confronti del LUISS, perché è vero che abbiamo un problema di medici di medicina generale, ma vi assicuro, e lo dico, approfitto anche di questo canale per dirlo anche ai miei cittadini, guardate che la direzione sanitaria del LUISS è non solo consapevole, ma sta lavorando alacremente per cercare di risolvere questo problema. Il tema vero però qual è? È quello che non possiamo arrivare ad oggi senza avere i medici di medicina generale, che come dicevi tu Mirella, sono anche il primo baluardo della sanità pubblica e della risposta che i nostri cittadini chiedono per una sicurezza personale, perché la prima cosa che ognuno di noi ha imparato, per fortuna anche a rispettare e a cercare, è la salute, è il fatto di poter stare bene fisicamente e mentalmente per poter stare in mezzo agli altri. E su questo non è possibile che un paese evoluto o che si chiama tale come l'Italia si ritrovi a non avere medici, perché da 50 anni abbiamo deciso che ci deve essere un numero minimo di iscritti, un numero massimo, pardon, di iscritti alle facoltà di medicina, quando in realtà esportiamo le vere eccellenze mediche negli altri stati e noi non abbiamo neanche i medici che possono curare i nostri cittadini. Adesso col PNRR, e mi riallaccio, verranno realizzate le cosiddette case di comunità, quindi una specie di, fatemi usare un termine poco consono, ma per far capire alle persone, un punto di riferimento medico-sanitario che copra 3-4 comuni di grosse dimensioni, di medie dimensioni, insomma. Ma se poi non abbiamo i medici da metterci all'interno, noi abbiamo creato una cattedrale nel deserto
che non serve a nulla. La risposta non è la realizzazione dell'infrastruttura, come dicevate voi, ma è la capacità di avere qualcuno che sia in grado di gestirlo. Guardavo, e poi chiudo, i dati di recente, sono apparsi sul giornale anche l'altro ieri, dell'aumento per esempio dei trattamenti sanitari obbligatori o dei reati commessi dalle persone che non hanno più una lucidità mentale tale da garantirgli una socialità ordinaria, chiamiamola così. Questo è un tema che va affrontato qua con te, Mirella, ne avevamo già parlato negli appuntamenti precedenti. Il poter accompagnare le persone che hanno un momento di difficoltà è alla base di una società civile. Noi, se ad oggi non siamo in grado di aiutare e di accompagnare queste persone, non possiamo definirci civili. E poi chiudo, e il Presidente Tappa riconosce la situazione senz'altro meglio di me, ma anche rispetto alle RSA. È impensabile che in un momento come questo, dove ci sia una richiesta enorme da parte delle famiglie di avere un aiuto e un sostegno che può essere sia giornaliero che invece continuativo all'interno delle strutture, non ci siano spazi, non ci sia la possibilità di accogliere i nostri nonni perché non c'è il personale, oppure perché nella parte di contribuzione pubblica non si è in grado di ampliare i posti disponibili. Credo che una riflessione in tal senso e un po' più di coraggio da parte di chi può prendere queste decisioni e deve prendere queste decisioni serva, altrimenti ci troveremo veramente un po' allo sbando, ecco, come stiamo già percependo in questo periodo. Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Che la disgrazia del Mestre è stata una roba enorme, proprio una disgrazia che si poteva evitare. Bisogna che ci ricordiamo che il Cavalcavia è da 70 anni, forse di più, va bene, intanto. E che ancora, se io l'ho visto, passavo, e che proprio un stecco, è una roba, un tocchettino e cosa, no? Ma adesso non c'è quel colpo, se è successo la disgrazia, va bene, preghiamo per tutti chi dell'AI e cerchiamo di aiutare le famiglie e fare il possibile. Ma non si può un'incuria, qui Cavalcavia passa, a Venezia arriva 20 milioni di persone all'anno, quasi tutti passano a Candela. Allora, ma da cosa prendiamo? Bisogna che si metta a posto le strutture, non farsi delle robe che non serve a niente. Cosa serve? Il ponte di Messina, Salvini parla di milioni, di miliardi. Allora, metti il posto il Veneto, l'Italia, neanche in Sicilia non lo voglio neanche, perché mica strutture, mica treni, mica niente. È un'utopia, volevo fare una roba per farsi vedere da chi. Mettiamo a posto critiche che adesso è a povera gente. E dopo i sindaci faria perché la buona volontà di fare, va bene, ma mica i mesi, mica tanto, gli fa fare solo robe eclatanti per i voti come da votare. Mettiamo a posto la povera gente. Quando si fa un palazzo, se comincia dalle fondamenta, non dal tetto, se no casca. Cosa vuol dire? Ma ne abbiamo scienziati perché tutti parlano, non che c'è uno che non parla che è la soluzione. È possibile che una su milioni che parla non sia quella giusta. Vuol dire che non deve volontare a votare. Chi si ricorda quando si va a votare? Perché è impossibile. Allora mi ho 80 anni, sono nato con i piedi, con tutti i paesi intera, ma era un disastro. Il viaggio San Marco, da piccolo, nel 50, arrivavano i colonniti. E poi sarebbe dove che finisce. Dai Rinaldo, se no non devo avanti, vai. Vedere fango, vedere acidi, vedere di tutto. Va bene, Mirella. Grazie Rinaldo, grazie sempre, sai, ma purtroppo devo correre perché vedi è già passata la mezz'ora. Allora, Presidente Tapri, tante riflessioni, però bisogna anche capire che, io ho detto anche ieri, dei buoni amministratori come lei, come il sindaco e altri sindaci devono tagliare i rami secchi e avere il coraggio di dire no quando una cosa non si può fare. È inutile cercare di farla per la visibilità se sai che non ci sarà la possibilità di farla partire, di avere i finanziamenti. Proprio è una cosa, cioè tagliare, dire di no. È così difficile dire di no per il bene del paese e del territorio? Questo è giusto, Mirella, cioè ogni tanto un no vale forse più di un sì, anzi sicuramente vale più di un sì, però è anche vero, Mirella, che molte volte succede
che in un'analisi preliminare, quando si dice sì, lo si dice con cognizione di causa. Non credo che amministratori diciamo preparati come quelli che tu conosci possano improvvisarsi e dire dei sì a caso, però a volte succede che dici sì e poi ti cambiano le regole del gioco in corsa, ok? E quindi non è facile fare sempre una valutazione così ponderata, perché effettivamente quando tu dici sia un investimento piuttosto che una struttura, lo fai in quella situazione lì precisa, con un contesto, una previsione che tu appoggiandoti a tutta una serie di dati e strumenti e statistiche puoi quantomeno presumere che possa essere il più certa possibile. E poi succede che arriva una guerra, che c'è qualcuno che invade qualcun altro, che decidono che le bollette vanno a 4 volte tanto rispetto all'anno prima. E non è che in proporzione una famiglia che paga 100 euro l'anno dopo ne paga 400, per una struttura come la mia vuol dire da 200.000 euro passare a 800.000 euro, capite che la sproporzione è tanta, quindi non è sempre facile dire no o dire sì quando poi ti cambiano in corsa tutti i parametri e tutte le regole. E concordo anche su quello che diceva il sindaco, aggiungo 2 riflessioni se posso, Mirella. Il fatto, una corretta è il mancato rapporto tra l'università e il mondo reale su quello che riguarda il numero chiuso, no? Però ci sono 2 altri aspetti. Il primo è davvero incentivare le famiglie sulle nuove nascite, perché corretta la valutazione del Presidente Zaia di tenere i medici a lavorare anche oltre i 70 anni se hanno le capacità di poterlo fare, però trovo anche giusto, altrettanto giusto, poter dare la possibilità a qualche nuovo ragazzo di poter andare a fare il medico. Però sai, le famiglie oggi si trovano che un figlio da quando nasce a quando si laurea, non penso di sbagliare se dico che costa quasi 1 milione di euro, e quindi sostanzialmente vanno incentivate le nascite a livello nazionale. Ultima cosa, una riflessione che va fatta deve essere il costo sociale che ha l'anziano in prospettiva, perché se noi pensiamo che un posto in casa di riposo in convenzione costa tra i 1.800 e i 2.000 euro e fuori convenzione arriva a costare anche 3.000 euro al mese, mi domando tra 10, 15, 20 anni con le pensioni medie che saranno 7, 800, 1.000 euro se va bene, chi sosterrà le persone in struttura, visto che figli non ce ne sono, nipoti ancora meno, e le pensioni saranno quello che sono. Paolo da Montagnana, ciao Paolo. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, sulla strage di Mestre stiamo facendo un po' tutti delle considerazioni, no? L'autista che è stato colpito magari da qualche malore, il guardarai che non ha tenuto, no? Allora io dico, no, siamo arrivati, no, a un punto che lo Stato, no, o gli enti proposti vengono a controllare tutte le aziende private, no, con la famosa legge 626, giusto? È giusto? È giusto che gli operai siano messi in sicurezza nell'ambito del lavoro. Ma a memori del ponte Morandi, no? Dopo che è crollato hanno capito che era stato fatto in qualche maniera. Non è stato proprio indagato bene, ma il cemento era scarso. Io dico, chi va a controllare i lavori che lo Stato fa fare a delle aziende? C'è qualcuno che va a controllare strade, ponti, guardarai? Io, per la passione che ho, giro, mi piace, cioè vado in giro, mi piace girare. Ma vedo di quelle cose, di quei sottopassaggi che si vedono già, ci vedono i ferri sotto. E dicono, qualcuno controlla queste cose. Adesso no, tutti sti soldi che arrivano del PNRR, no, 300 miliardi pagano a debito che pagheranno i nostri figli, no? Dove andranno sti soldi? Vanno per sistemare, per controllare i lavori che lo Stato fa fare, le strade, i ponti, tutto quello che è stato fatto subito nel dopoguerra che non sono mai stati controllati. C'è qualcuno che controlla o lo Stato controlla, noi non possiamo far controllare quello che fa lo Stato. Ora alla fine i soldi sono nostri, Non è che lo Stato oggi dica prendo 1 milione di euro, sistemo, non sono soldi dello Stato, sono soldi nostri, dello Stato, siamo noi lo Stato. Ma siccome che siamo arrivati a una politica che
tu sai Mirella che io ribatto sempre quelle parole, siamo arrivati alla politica dei fighetti, no? Che continuano a darsi la colpa uno all'altro del debito, chi l'ha fatto te, l'ho fatto io, l'hanno fatto loro, le hanno fatto gli altri, no? Io dico, l'Europa mette la lingua in casa nostra, su tutto. La Francia mette la lingua in casa nostra, la Germania blocca le frontiere. Allora noi dobbiamo subire tutto quello che gli altri decidono in casa nostra? E allora cosa serve lo Stato? Cosa serve il Parlamento a Roma? È questo che io mi domando, non solo io. Io sono un uomo di piazza vuol dire vado spesso in piazza a prendere il caffè o prendere il giornale, no? E senti i discorsi della gente, no? La gente che non può parlare perché magari non ha la disponibilità o il tempo di poter parlare, no? Ma siamo stanchi di questa politica. Questi controlli devono essere fatti. Vorrei una risposta. I sindaci, poveretti, i sindaci fanno quello che possono, anche perché soldi non ne arrivano da Roma. Mirella, scusami per le nostre esternazioni. No, ma è per voi la puntata, ci mancherebbe. È il confronto diretto appunto con gli amministratori, con quelli che ci governano, più di così, anzi va benissimo. Allora sentiamo come commenta il sindaco Durighetto. Prego sindaco. Ma mi tocca dire che buona parte della riflessione che è appena stata fatta purtroppo non solo è rappresentativa di quello che è successo e che è, ma è anche condivisibile. C'è un aspetto che però vorrei sottolineare. Purtroppo fino a qualche anno fa ci avevano raccontato che le opere pubbliche andavano fatte tenendo conto di un elemento, cioè dell'offerta che aveva il prezzo più basso. Quindi era bravo l'amministratore o era bravo lo Stato o era bravo il presidente di regione che faceva l'opera che costava meno. In realtà poi nel tempo ci siamo accorti che questo minor costo poi comportava ulteriori oneri di manutenzione molto più alti rispetto magari a un'opera che costando un po' di più avrebbe garantito nel tempo una maggiore tenuta e una minore manutenzione. Per fortuna adesso su questo si è un po' tornati indietro. Poi è chiaro che, come spesso succede, quando un'opera insiste in un territorio comunale è interesse non solo del sindaco per ruolo, ma anche proprio della struttura, quindi del comune, che l'opera sia fatta nel migliore dei modi, che abbia la minor costi di manutenzione possibile e la maggior durata nel tempo. E questo effettivamente è un controllo che purtroppo spesso ci diciamo, ma dove si fanno le opere nei territori, i cittadini sono i primi controllori di quello che avviene e di conseguenza spesso, non è sempre così, ma spesso l'opera si cerca di farla al meglio possibile. Poi per quanto riguarda le disponibilità economiche, è chiaro che i comuni, o meglio, nella rappresentazione che piccolo è bello, che è quella che spesso ci facciamo e che in parte sto facendo anch'io in questo momento, però ci dimentichiamo che tutti i piccoli comuni, tutte le regioni fanno parte di un organismo più ampio che è quello dello Stato. E lo Stato, un po' come una famiglia, dovrebbe determinare quali sono le esigenze primarie, perché in una famiglia forse l'esigenza primaria in questo momento può essere quella di far studiare il figlio per permettersi di laurearsi e magari l'auto nuova la compriamo fra 3 anni quando mio figlio si sarà laureato. Ma questa valutazione dovrebbe essere fatta dal capofamiglia, che per noi è il governo che c'è a Roma. Se però questo governo, il Parlamento a volte perdono un po' di riferimento quali sono le priorità, le conseguenze le paghiamo noi che siamo un po' i figli, ecco, di questa famiglia. E rispetto all'Europa mi permetto anche di fare un'altra considerazione. È vero che spesso l'Europa ci viene rappresentata come la madre cattiva e la matrigna che ci vessa e che ci impone regole assurde o regole strane. Però in Europa ci sono anche i nostri rappresentanti, quindi forse vale un po' il discorso che facevi tu Mirella prima, se qualche volta, se ogni tanto ci fosse modo di interagire direttamente con loro, magari anche a Sveglia Veneti, perché no, dove le persone possono anche rappresentare quelli che sono i propri sentimenti, le proprie paure o i dubbi che ci sono, magari sai a volte avere il polso della situazione ti aiuta un po'. Il signore prima diceva che lui è un uomo di piazza. È una fortuna che noi sindaci abbiamo. Quando il sindaco va a prendere un caffè al bar o va a prendere l'aperitivo, è chiaro che in quel frangente lì, seppur criticabile perché è al bar invece che essere in ufficio, però lì io raccolgo molte più informazioni di quelle che raccoglierei se fossi chiuso nelle 4 mura del mio ufficio. Ecco.
È vero però anche, Sindaco, che se il controllore è pagato dal controllato, come succede in tantissimi casi, capisce bene che non andiamo da nessuna parte, perché la verità non la saprai mai. Anche se ci sono tutte le cose evidenti, come diceva Paolo, che bisogna intervenire, ma c'è il business, bisogna sempre fare business, che questo il Ponte Morandi l'ha dimostrato. Quanti sapevano? Quanti sapevano? Però quelli che sono morti fra poco, come ho detto, speriamo che non avvenga anche in altre circostanze, quasi quasi è già colpa sempre dei morti. No, perché qua in Italia finisce così purtroppo. Ma quello che mi rammarica, lei ha detto una cosa giusta, e anche Tappari, le cose pubbliche, le grandi opere, quando magari inizi pensi che sia una cosa buona che vada fatta, ma siccome, come ha detto Paolo da Montagnana, sono soldi nostri, perché lo Stato siamo noi che foraggiamo, prima di fare una grande opera pubblica, perché non fare un referendum e chiedere ai cittadini italiani: avete piacere di far, spiegandola bene, non stando zitti come con le trivelle che ci hanno fatto il referendum, non sapevamo neanche cosa che era e hanno tolto quello che ci interessava, magari il fine vita. Non fare un bel referendum e dire: questa opera vi interessa, visto che ci spostiamo, anche non sei che siamo sempre serai in casa e conosciamo benissimo e i cittadini hanno buon senso. Allora, prima decidere in pochi su una cosa che riguarda tantissimo il paese, non sarebbe il caso di fare un referendum? Pensateci, poi mi rispondete in pubblicità. Presento gli ospiti: Marco Tappari, presidente Casa di Riposo Villa Belvedere, Crocetta del Montello, e Luca Dorighetto, sindaco di Zero Branco, primo mandato Civica. Torniamo all'RSA, non solo nella sanità ma anche nell'RSA, lunghe liste d'attesa. Lunghe liste d'attesa, e molti non hanno la possibilità di pagare questa retta, tanto è vero che diverse, non tante, ma io penso diverse persone hanno portato a casa il nonnetto perché veramente non ce la facevano a sopravvivere, non a vivere ormai, perché non arrivano neppure alla prima settimana, purtroppo, con gli stipendi e le pensioni che hanno, per risolvere il problema. Non abbiamo, come si diceva prima, queste strutture, però abbiamo un patrimonio pubblico-privato, anche pubblico-privato, pubblico e privato, perché sono due cose diverse, chiuso, perché si passa il cerino. È del comune, lo passo alla provincia, è della banca, lo passo al comune, ma il comune non ce la fa, e avanti, passano anni, burocrazia, e questo bellissimo patrimonio si degrada sempre più. Io ho Villa Margherita e cerco di tenerla senza chiedere niente, grazie alla grande famiglia di Rete Veneta, che non finirò mai di ringraziare, anche col 5 per 1000, di farla vivere con le fragilità, di dare spazio a quelli che hanno qualcosa da dire, che non ce la fanno. Pensate che ieri è venuto un ragazzo al Banco Solidale con un tumore al cervello, abbandonato da tutti. Non aveva neppure i soldi per prendere l'autobus. Grazie a voi sono riuscita a dare qualcosina, è andato via sollevato, perché era un problema fare la giornata e essere senza niente, non ascoltato da nessuno, perché è facile dire ci sono, ci siamo, abbiamo associazioni. Questo è arrivato in uno stato pietoso, perché sta aspettando anche l'operazione, cioè, ma si può continuare? Poi lo chiedo anche al sindaco, ad avere queste persone invisibili su un piccolo territorio, perché non è che siamo a New York, alla fine ci conosciamo tra di noi. Cosa ti vuole dire, Presidente? Allora, Mirella, intanto io per prima cosa ringrazio te sempre, perché è vero che ci sono queste persone, è vero che sono invisibili, ma grazie a persone come te, come la tua trasmissione, si riesce a far emergere questi casi. Questo è importantissimo. Anche gli eventi che hai appena citato, che organizzi, ai quali noi cerchiamo compatibilmente con le difficoltà che abbiamo di partecipare, sono un segnale che è importantissimo per tastare e attirare l'attenzione su problematiche che non sempre sono affrontabili. Il tema delle liste di attesa che citavi prima è un tema gravoso e direi che è da molto tempo che se ne discute. Il Covid aveva attenuato questa cosa perché avevamo appunto un'emergenza, ma si è riproposta drammaticamente adesso che il Covid l'abbiamo superato, almeno nella fase acuta.
E le liste d'attesa ci sono, ce le abbiamo anche noi, sono lunghissime. Io faccio un esempio su quello che dicevi prima sul patrimonio che non è utilizzabile. Noi stiamo costruendo un pezzo di casa di riposo nuova perché la parte dove trasporteremo gli ospiti, che è quella vecchia, ha delle fragilità incredibili da un punto di vista strutturale e oggettivamente costa meno costruire una parte nuova che mettere a norma sicurezza sismica e quant'altro l'esistente. Però non in tutte le situazioni ci sono questi casi qua, ci sono strutture che sono chiuse che con interventi di minima potrebbero essere, diciamo, riportati a un utilizzo magari differente, magari per quelle strutture intermedie che citava prima il sindaco. Non serve sempre creare strutture all'iperavanguardia con attrezzature megagalattiche, a volte bastano davvero delle strutture di media operatività, no? Che almeno assolverebbero a quelle difficoltà intermedie che oggi non sono scindibili rispetto a una struttura come la casa di riposo. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, se posso due secondi che finisco nel discorso di ieri. Prego. Se mi posso fare una domanda a uno dei tuoi ospiti a caso. La domanda è lei: è giusto fare un cavo di collegamento tra il collettore Padano e il Po di Levante nella zona vicino alla via Po Vecchio, un territorio comunale di Portoviro? Mi scommetto che mi dicono, ma sto qua, cosa ti ho detto che non so nemmeno dove che sia. Allora, mi abito in Sia Delta e queste zone che è bellissima di natura. Se mi chiedesse, ma se è giusto che sia delle persone che arrivano col sub, che vuoi arrivare col sub fino ai rifugi alpini, mi risponderia, perché capisco un po' la questione, chi ama la montagna al rifugio alpino che va a piedi, chi che vuole andare al rifugio alpino col sub ama se stesso e i suoi soldi. E mi dico, ragazzo del SUV, ti e i tuoi soldi, a questi livelli qua, ti dico dove che ti puoi andare e a fare cosa. Cioè, non ho problemi di avere un mio giudizio, una mia opinione, se ho un minimo di conoscenza della materia del discorso. Ma io non so nulla della pista da bob. Come farò a dire sì, è giusto farla, no, non è giusto farla? Mi spero che venga fatta la scelta giusta. Se tra una settimana sceglie non si fa la pista da bob, benissimo, a me non ho nulla da dire. Io speriamo che sia la scelta giusta. Ma il mio discorso di ieri era incentrato su un altro argomento che è molto importante, anzi è fondamentale, e ti ripeti spesso, sto finendo, ti ripeti spesso col discorso di contattare la popolazione con il referendum, via parlando. Prima di dire dei 500 partecipanti alla manifestazione importantissima di Cortina d'Ampezzo, mi sono informato anche ma sarà la solita questura che va a dimezzare o ancora di più che c'era, però anche gli organi di stampa vicini alle forze, diciamo così, della manifestazione, anche loro credo che sia 500 o poco più. E allora mi chiedo, ma è stata un'azione positiva o negativa fare una manifestazione che neanche la popolazione del luogo che ha partecipato? Cioè, quello è una specie di referendum, cioè se andare solo 500 persone e non che andare persone che abitano a Cortina, ma anche a San Pietro di Cadore, ma anche a Perarolo, dove è una frana del Senale via parlando, che sarà pure un motivo. Cioè, il discorso lì non è tanto del merito, ma il merito è chiaro, bisogna salvare la natura. È il discorso del metodo. Se una persona parte con delle iniziative che già che va a tagliare le ali a molte persone perché si sente coinvolte fin dalla partenza, è chiaro che fa un danno. E mi dico, se non è un caso, e chiudo, che molte di quelle forze che ha fatto l'iniziativa della manifestazione Cortina d'Ampezzo contro la pista da bob, è un caso o no che sia anche politicamente nettamente o quasi contrari all'autonomia regionale, che è uno dei manieri per arrivare a far sì che i territori e le popolazioni partecipino più attivamente alle scelte, che non sia fatte solo da Roma o dai partiti di Roma. Cioè, come dire, secondo me non è un caso che si dà così poca gente a quella manifestazione.
che ripeto era importante, a me mi piace un sacco lavare il Cadore e via parlando, sento che sei continuamente frane e via così, ma ti puoi fare un'iniziativa che dopo te va là, è un flop, e cosa può dire dopo gente? Ma sti qua sei credibili o meno? Cioè, la roba è fatta così, come metodo è dannoso e mi fa girare scatole che sia ancora delle persone che probabilmente, perché se vuoi bene a loro e che somiglia un po' a quelli del SUV, quelli che vuole andare al SUV al rifugio pieno, cioè se dà massimo Vladimiro, chiudi perché sennò non ce la fanno a rispondere perché sono in chiusura. Sì, grazie, scusa, ciao, grazie. Grazie Vladimiro. Allora cominciamo col sindaco Durighetto. Prego sindaco. Ma credo che il tema che poneva Vladimiro adesso, e l'ho ascoltato veramente con interesse, fosse più che altro quello di evitare che questi eventuali referendum diventino la contrapposizione tra un comitato per il sì e un comitato per il no per ogni singola microopera. Ecco, questa cosa qua sicuramente sarebbe svantaggiosa per tutto, anzi rischierebbe di ingessare qualsiasi tipo di scelte. Però in realtà io sono convinto che per alcune opere e per alcune iniziative l'opzione referendaria, chiamiamolo referendum come dicevi tu prima, sia necessaria proprio per dare maggiore spinta e maggiore possibilità di realizzazione di fronte a scelte macro che coinvolgono non solo magari i 4 abitanti di una via, ma che coinvolgono un intero paese o un'intera provincia, un'intera regione, perché effettivamente il rischio è quello di avere persone che scelgono e che decidono senza avere il polso della situazione. Oppure, siccome io 3 anni fa in campagna elettorale ho detto una cosa, adesso la faccio a distanza di 3 anni, anche se magari sono cambiate le condizioni. L'altro tema però centrale, secondo me, è che questi quesiti referendari dovrebbero avere non solo un valore puntuale rispetto alla singola opera, ma come diceva Vladimiro, per esempio rispetto alla salvaguardia di una parte del territorio. Perché è vero che se io guardassi tutto da un punto di vista turistico, magari veloce e superficiale, allora dovrei fare in modo che il turista riesca a raggiungere nella maniera più rapida possibile, più veloce possibile e più ampia possibile ogni singolo punto del mio territorio. E ora arrivo sotto le 3 cime col SUV, come che dicevo io. E dopo l'aquila che mi porta via il panino, ora copo tutte le aquile perché mi porta via il panino. Grazie sindaco, molto chiaro. Sentiamo il presidente Tappari. Allora, sulla salvaguardia del territorio non c'è ombra di dubbio, questo è pacifico, però io faccio sempre una riflessione partendo dall'esperienza personale. Io esattamente 10 anni fa, nel 2013, facevo parte dell'amministrazione di Montebelluna di Marzio Favero. Abbiamo chiuso una strada, abbiamo ridato vita alla città di Montebelluna, abbiamo fatto una piazza, abbiamo fatto un'area pedonale che è fantastica, che oggi è fruita da mamme, bambini, passeggini. Perché mancava in effetti. E manifestazioni che mancava. Oggi tutti contenti e tutti a dirci bravi che abbiamo fatto quell'opera lì, però non dimentico il percorso di quei mesi in cui l'abbiamo fatta, in cui fummo ferocemente criticati da una parte della popolazione. Questo per dire che cosa? Per dire che i cambiamenti portano sempre degli squilibri, però quando i cambiamenti, e qua è il nocciolo della questione, sono ponderati e focalizzati al bene della collettività e non al bene del singolo, cioè bisogna ripensare al bene di tutti e non al business di pochi, questi cambiamenti poi vengono metabolizzati e vengono riconosciuti, come appunto il caso di Montebelluna dopo 10 anni. Non sono d'accordo, come al solito magari qualcuno dice, no, è che è bello anche condividere i pensieri, io sento anche tante persone come voi. Allora, qual è il problema? Che il sindaco è eletto dai cittadini, giusto? Fortunatamente ancora abbiamo qualche chance. Questo sindaco eletto dai cittadini deve fare un'opera perché per lui la piazza è importante. Allora, vogliamo chiedere ai cittadini che mi hanno votato se condividono quello che voglio fare, ad esempio la piazza, in base a quello che viene detto. Io decido se farla o non farla, perché sono stato votato da loro. Ma non solo, io sono di passaggio, certo. Il comune mentre resta. l'opera resterà per sempre. Allora, prima di decidere se un'opera va bene e deve restare per sempre, io interpello i miei cittadini che la pagano e che mi hanno votato.
perché non è un'opera da 100 euro o da 1000 euro, è un'opera che costa tantissimo. In questo momento, cari cittadini, vi va bene che il vostro sindaco decida di fare questo con la giunta? Sindaco Durighetto? Sì, ripeto, su questa linea io sono d'accordo con te quando parliamo di macro opere. Di quelle. Parliamo per esempio di una tangenziale che può escludere il traffico del centro. Quella è un'opera che richiede un investimento di un certo tipo e soprattutto che va a modificare la conformazione del centro e interessa buona parte della popolazione. Rispetto per esempio alla singola via, sentiti i pareri dei cittadini, ma allora a questo punto forse non serve un vero e proprio referendum, dicevo prima, a volte basta anche un caffè. O anche rinnovare il comitato di quartiere che c'era una volta. Per esempio. Però attenzione, anche qui Mirella, la differenza la fa quanto un'amministrazione è presente nel territorio. Perché se io, i miei consiglieri, i miei assessori o i tecnici abitano, vivono e sono protagonisti della vita del paese, probabilmente l'idea viene abortita prima ancora che arrivi alla giunta, nel senso che il mio consigliere mi dice guarda che qua prendiamo una decisione che è completamente sbagliata, lasciamo perdere. Oppure si possono fare delle riunioni diciamo così, per via o per zona, e questo aiuta magari a capire se l'opera è davvero utile o meno. Però il referendum vero e proprio io lo terrei, ripeto, per grosse modifiche che avrebbero... L'ho detto, quando ci sono una montagna di soldi da spendere, consultiamo questi italiani, questi cittadini che hanno il diritto di dire la loro. Perché vede, Sindaco, e lo dico anche a Tappari, noi saremo stanchi di pagare il Mose, la Pedemontana, le province. Io sono a Versailles, dove sono io col Banco Solidale, e poi vediamo magari i dirigenti col cane che vanno in ufficio. Vi rendete conto? Un ente pubblico, lei sorride, mi viene da piangere. Ecco, nell'indifferenza e nell'arroganza più totale, io sono dirigente, io comando, faccio quello che voglio, un ente pubblico, e magari ti arriva anche una carta per gli orti sociali che devi pagare la stradina di accesso, che dobbiamo mettere i soldi per pagare la stradina di accesso. Capisce, Sindaco, che siamo un po' stanchi di essere presi in giro, perché questa è una presa in giro dall'arroganza del potere, che invece di supportare quello che è giusto e doveroso, continua invece a punzecchiarlo in maniera anche non etica, non rispettando il lavoro che viene fatto dal mondo del volontariato, ad esempio, dagli anziani che hanno questo orticello, che sono anche con delle pensioni bassissime, non tutti hanno pensioni alte. Cioè, come si fa a chiedere i soldi per mettere a posto una strada dalle associazioni che... Ecco, questi dirigenti, 2 mesi e mezzo il mio vicepresidente per un incontro col dirigente, 2 mesi e mezzo. Ma ci rendiamo... E poi l'arroganza, non tutti, perché non bisogna generalizzare, sparare nel mucchio, ma se io devo fare con quello e ho quello, dirò quello che vedo e quello che sento, o devo tacere perché è il dirigente, perché è la politica e chi comanda. No, è un ente pubblico, non è casa loro, è un ente pubblico e questi signori sono pagati da noi. Prego, Sindaco, poi sentiamo Tappari che sa cosa parlo. Prego, Sindaco. Mirella, questo succede quando si perde di vista qual è il ruolo dell'ente pubblico, che come dicevi tu prima deve essere al servizio della cittadinanza, al servizio della popolazione, ma soprattutto al servizio dei bisogni delle persone, perché altrimenti l'ente pubblico potrebbe essere chiuso e domani mattina si mettono 4 impiegati a fare le carte, a timbrare i fogli che servono e un ufficiale della prefettura che gestisce e che determina. L'elezione del sindaco, del rappresentante, del presidente, dei consiglieri, degli assessori dovrebbe servire proprio a mediare tra la burocrazia italiana e quelli che sono le esigenze e i bisogni della comunità. Se non capiamo sta roba forse non è inutile far comuni, province e regioni. Sono perfettamente d'accordo. Maria Elisa da Marostica, ciao. Ciao Mirella, sono Luisa, saluto i tuoi ospiti. Buongiorno. Senti, io volevo parlarti della RSA. Vai. Come dici tu, ci sono anche quelli che prendono una bella pensione e quelli che ne prendono poca.
poca, e le case di riposo capisci anche tu che non sono, che non è che te le regalano. Anch'io ho portato mia mamma, c'è la graduatoria della lista per portarle l'RSA, però adesso è da tanto che provo, ti ho parlato anche tempo fa a Villa Margherita che mia mamma aveva problemi. Forza di lei adesso, poverina, non è che sta tanto bene, però il comune dovrebbe aiutarti, la porti in casa di riposo. Dovrebbero vedere anche l'ISE, che sa il comune l'ISE cosa prende una persona. Sono d'accordo. Cioè non è facile, anche perché un mese fa presto passare. Sono d'accordo, Maria Elisa. Mia mamma ha lavorato 11 anni e prende la reversibilità di mio papà, e quell'accompagnatoria, ti dico, prende neanche 1.200, e le case di riposo sono quasi che superano i 2.000. Cioè se hai un pezzo di terra, le tasse anche al comune le devi pagare, anche perché te le mandano da pagare. Se hai un pezzo di roba tua o che la mangi fuori per pagare le case di riposo, anche perché le tasse sono tante e la vita è cara adesso, il giorno d'oggi. O se no, sì, ci sono i fratelli, ci siamo i 3 fratelli, ognuno mette la sua parte, però... Sì. Funziona così, Maria Elisa. Grazie della telefonata e della testimonianza, Presidente. Sì, è l'esempio di quello che dicevamo prima, no? Costi sociali che lievitano e possibilità dei cittadini che calano in funzione del fatto che i costi crescono. Noi purtroppo siamo sempre in mezzo, no? Tra il dare un servizio, io sono dell'idea del sindaco, cioè un ente pubblico, in questo caso anche se è privato a uso pubblico, può essere una struttura privata che però è a uso pubblico, ma nel caso nostro siamo un ente pubblico, noi dobbiamo avere il centro, il servizio al cittadino, in questo caso all'ospite, ma al cittadino in generale. E quindi ci deve essere una comunione di intenti su questo, perché noi possiamo fare i salti mortali. Ma questi ospedali di comunità, sì, visto le liste d'attesa che abbiamo, visto la possibilità di dare anche un supporto a queste famiglie, come abbiamo detto, non è il caso che possiamo magari cercare di intervenire in un'altra maniera? Io ho persone che sono allettate a casa, certo, 2 anziani, poi abbiamo visto cosa può succedere perché vai fuori di testa, certo, perché non sei in grado di supportare finché la vai a trovare nella RSA o in ospedale una cosa, quando te la porti a casa è tutto un altro discorso. Al momento dici sì, ma dopo a livello psicologico non ce la fai. Non è il caso di supportare, di capire chi ha diritto di entrare, perché scusa, adesso non so come che funziona, ma quando io ho preso in mano la SVAMA anni fa, perché accompagnavo degli anziani, e vedo scritto sulla SVAMA, quando è morto Gesù Cristo, quanti anni ha dato mamma? Cioè capisce che in quel momento mi viene una rabbia. Allora per vedere a livello psicologico, ma faghi una visita da persone competenti, cosa compio a SVAMA, col punteggio 0, 1, 0, che per arrivare a 6 non so quanto tempo che te... Cioè vogliamo capire che stiamo parlando di persone e non di numeri, che ci stanno prendendo in giro, se te sbagli metti la crocetta, te resti su quella RSA, se ti metti giusta invece ti dà possibilità di andare in qualche altro posto, ma se nessuno lo spiega, io la crocetta la metto perché nessuno mi spiega, è questo che non va bene, non c'è trasparenza. Sindaco. In realtà, Mirella, per fortuna le cose sono un po' cambiate, nel senso però, che... no, tutto un po'. Sì, no, sto dicendo rispetto alla SVAMA, e anche adesso è stato fatto un gran lavoro anche da parte della conferenza dei sindaci, proprio parlo di quella di Treviso, proprio su questo tema. C'è comunque una compartecipazione da parte del comune, dell'UIS, rispetto alle rette delle case di riposo, laddove le famiglie non ce la fanno e non si riesce. Ma quando prima io dicevo che i 2 temi principali sono quello del numero di posti, che non è sufficiente, e dei costi, intendo che purtroppo, non so neanche io in che modo perché non è il mio mestiere, però la sanità pubblica deve iniziare a tener conto che l'indice di anzianità è in aumento. Le persone, tra l'altro, che se prima, come nel caso della signora,
erano 3 fratelli, adesso nella maggior parte dei casi iniziano ad essere 2 e addirittura un figlio solo. Pensate a un figlio che magari si trova ad avere 2 genitori e tutti e 2 con la necessità di essere messi in struttura. Cioè è impensabile che una persona da sola riesca a far fronte a questi costi, ma questo deve essere una pianificazione che se non parte da adesso non si arriverà più. Qua serve urgentemente infermieri, operatori sociosanitari e personale specializzato che garantisca di ampliare il numero di posti letto all'interno delle strutture delle case di riposo. E purtroppo dall'altro bisogna che l'Italia inizi a capire che forse se farà una strada in manco, un ponte in manco, o si darà un bonus in meno, o si taglierà qualche altro costo, ma si devono dare più risorse alle case di riposo per accogliere le persone che con le pensioni che sono sempre più in diminuzione non saranno in grado di coprire neppure... Ma anche quelle che pagano non solo, perché noi abbiamo le strutture, questi 2 anziani, 84 lei, 89 il marito allettato, ha telefonato dicendo fateci morire che facciamo prima. Fateci morire, perché cosa aspetto? 89 anni, 84 anni che non ho supporto. Ma ci rendiamo conto cosa dicono i nostri vecchi, i nostri anziani, i nostri nonni? Ma è possibile sentire queste telefonate nel silenzio totale della politica? E poi si parla ancora di ponti, di piste da bob, di turismo. Ma dai, ma non lo dico mica lei, se sindaco, parlo in generale della politica che dovrebbe ascoltare anche voi. Sindaco, Presidente, come ci saluta? Perché devo proprio chiudere. Ma io vi saluto con una riflessione che è questa, cioè mi auspico che quello che hai detto tu e quello che ha appena detto il sindaco, che di fatto è quello che abbiamo detto in tutta la trasmissione, possa essere recepito a livello nazionale con delle tematiche di programmazione che mettano al centro le persone fragili. E soprattutto non l'amico dell'amico, perché se hai l'amico dell'amico qualche posticino lo trovi sia nel lavoro che nell'RSA e che nell'ospedale, perché funziona così. Il sindaco dice ma mi dico quello che è, perché bisogna dire la verità, e invece dobbiamo aiutare anche questi anziani che hanno telefonato a Sveglia Veneti dicendo questo. Ma vi rendete conto? Grazie, pubblicità. Grazie mille. Presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Sergio Tazza, giornalista e scrittore, grazie di essere qui. Grazie a lei. Abbiamo collegato anche Filippo Lazzarin, sindaco di Arzer Grande, secondo mandato Lega. Buongiorno sindaco. Buongiorno carissima Mirella, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori, è sempre un piacere vedere il tuo sorriso e le tue a volte anche arrabbiature. Beh, sorriso stamattina mica tanto, è sbraitare tanto, ma chissà che qualcuno ascolti. Ha sentito quello che ho detto? Non era collegato? No, ero collegato, sai che sono sempre preparato. Lo so. E anche, anzi la ringrazio, sindaco, anche lei per mettersi la faccia, per fare questo confronto anche con le persone, con i cittadini che poi vi eleggono. Ecco, cosa ne pensa di quello che ho detto e quello che ha sentito anche dal sindaco Durighetto e dal presidente Tapari? Io sono sempre oggettivo e guardo ai fatti. Da sindaco di una piccola cittadina della provincia di Padova sono d'accordo ovviamente con tutto quello che è stato detto sia dal presidente che dal sindaco, ma soprattutto da quanto dici tu, ma da sempre anche, quindi con la tua totale coerenza, cioè meno sprechi ovviamente e più soldi e la gestione del patrimonio oculata. Se dobbiamo sacrificare una strada a favore dell'anziano per priorità, quindi per realizzare una struttura residenziale per anziani, sicuramente ne va a vantaggio. È che purtroppo, sai, siamo in Veneto, in Italia e nel mondo, la gente tende a guardare il suo orticello, a guardare la sua buca, il palo di illuminazione che manca nella sua strada. Non si pensa a un progetto più ampio, qui bisogna fare una considerazione davvero a livello centrale, sedersi a un tavolo concentrati, senza farsi distrarre da tutta questi social, insomma si va prima sui social che a parlare con una persona vis-à-vis, dove si deve fare una riflessione veramente importante, il fatto che c'è poca denatalità, quindi c'è c'è denatalità, pertanto se mancano i figli, chi accudisce
i genitori da anziani? È una riflessione da fare, perché io mi trovo in serie difficoltà nel mio comune, immagino che i sindaci di comuni più grandi di quello di Arzar Grande li hanno in proporzione, dove gli anziani non hanno nessuno e quindi si rivolgono per forza ai servizi sociali, al medico di base, che molte volte purtroppo è difficile da reperire perché sono imballati di lavoro, e al sindaco. E quindi se non abbiamo delle risposte da dare, davvero si sentono poveri e abbandonati. Vede sindaco, però voi avete una fortuna che a livello governativo non riescono a capire che avete il mondo del volontariato che vi supporta. Nel momento che avete bisogno, che non ce la fate o economicamente o proprio come persone, c'è il mondo del volontariato che arriva immediatamente, dando risposte concrete, aiutando quel sindaco che è in difficoltà. Questo è un bene aggiunto, un bene enorme che però a livello della politica non viene capito. Tanto è vero che ci stanno mettendo sempre più paletti al mondo del volontariato. Adesso hanno fatto un minestrone unico, non si sa come andrà a finire. Io ho avuto gli alpini scandalizzati perché sono stati eliminati dai RUTS, questo registro unico che c'è. Per carità ci saranno anche i motivi, ma capite bene che fa molto pensare. Ecco, questi volontari che a 80 anni devono andare a scuola, magari da uno che non ha mai fatto volontariato, perché la politica ha deciso di mettere quello. Capisci? Per carità, la sicurezza va bene, ma è una vita che facciamo volontariato e non siamo andati a scuola da nessuno. Anzi, forse potremmo insegnare a qualche solone politico che è messo là politicamente, che non sa neanche cosa vuol dire volontariato, come cos'è il volontariato, cosa vuol dire fare il volontario. Tazer, lei la storia, eppure la storia dovrebbe insegnare qualcosa, ma qua non insegna niente? No, proprio non insegna niente. A proposito di volontariato e di storia, io ho fondato l'ISTOR, Istituto di Studi Storici, e mi sono bloccato proprio per questo discorso del volontariato che ci impone l'ira di Dio di carte, di scartoffie, di bilanci, di contabilità. Per cui ho detto che con costo economico, con cose che non c'entrano niente con lo scopo sociale, per cui io mi vado avanti e mi appello alla Costituzione. Però nel caso, ma questo è un caso così, diciamo pure di filosofia, di storia, di cultura, ecco, che è considerata qualcosa di secondario. Invece i bisogni primari, come quelli degli anziani e quelli del volontariato che li sostiene, devono essere risolti pragmaticamente, velocemente. Qui invece ogni giorno di più c'è qualcosa che moltiplica i freni, i filtri, i passaggi e che rende anche difficile fare volontariato anche in terre dove il volontariato è molto radicato come da noi. In altri posti, non faccio nomi di regioni, è molto diverso e quindi si impalla tutto. Bisogna sburocratizzare. Tutti quanti lo dicono quando cominciano a governare di centro, di destra, di sinistra, e invece poi continuano a legiferare, a bloccare ancora di più le cose, peggio di come stanno. Allora, Sindaco, come commenta le parole del dottor Tazer? Ma non si possono che non condividere, dal momento che se vogliamo vedere, molti telespettatori non lo sanno, ma un conto corrente anche di un'associazione no profit costa il doppio addirittura rispetto a quello di un privato o di un'azienda. Basti pensare che mensilmente addirittura si arriva a 10 euro di costo, quindi invece di incentivare, di aiutare, di sostenere, molte volte si vanno a penalizzare proprio queste associazioni che sono linfa vitale, specie per enti dove hanno veramente seri problemi, dove ci sono veramente seri problemi di personale, di risorse umane. E quindi se io non avessi i miei volontari che adoro, che tutte le mattine si svegliano presto per anche semplicemente far attraversare i bambini che vanno a scuola, piuttosto che mi vanno a portare le spese alle famiglie bisognose proprio del territorio, io davvero senza di loro non ce la farei. Quindi ecco, noi ci aggrappiamo, noi sindaci, tanti dicono bisogna essere degli eroi per fare i sindaci, e no, i veri eroi sono le persone che dedicano e offrono il proprio tempo, che non c'è nulla che ripaghi il tempo di una persona proprio per gli altri. Questo è davvero un monumento grande, andrebbe fatto proprio a loro, a tutti questi volontari. Però vede, Sindaco, io
sono veramente onorata di avervi ospiti, perché forse siete quelli che date più risposte ai cittadini quando bussano alla porta, perché non ne abbiamo altri. In provincia non sappiamo neppure cosa sono ancora, non si riesce a capire bene. Le regioni non ne parliamo, Roma lontanissima. Però questo cittadino è solo e voi avete la coperta che è cortissima, anzi è diventata un coriandolo. Adesso sembra che questi soldi del PNRR riuscite ad averli, però non si parla di servizi alle persone, ma si parla molto di struttura, lo dicevo anche prima. Allora lo dico anche a lei, forse sarà il caso, visto che avete fatto questa squadra di sindaci, che veramente siete anche in tanti, di bussare energicamente alla porta di Roma. Non c'è niente da fare, perché questi cittadini non possono aspettare. Io non posso sentire l'anziana di 84 anni col marito allettato di 89 che nonostante ha voglia di pagare perché può pagare la struttura non c'è posto. Perché ha ragione, fateci morire che facciamo prima, perché se dobbiamo aspettare la burocrazia, la costruzione di queste nuove RSA, se ci sarà, le risposte non ci sarà mai. Questo volontariato che anche col Covid è stato in prima linea rischiando, non è preso in considerazione. Non è preso, anzi tanti sono spariti perché non ce l'hanno fatta a questa iscrizione. Ma vi rendete conto che perdita abbiamo avuto? Tazer. Ma io devo dire che lei ha ragione, io l'ho provato sulla mia pelle, io sono stato investito sulle strisce pedonali da un furgone 10 anni fa mentre dovevo fare una conferenza, sono stato a letto quasi 3 mesi perché ero polifratturato e devo dire che grazie ai volontari della Croce Verde Roncade, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta, ho potuto andare all'ospedale a fare le visite, altrimenti come facevo? Dovevo andare in barella perché certo, non poteva muoversi. E quindi se non ci fosse stato questo volontariato io non so come avrei potuto fare, questa è la verità. Però è anche da dire, Sindaco, e qua proprio vi coinvolgo tutti, che anche il mondo del volontariato deve essere supportato e conosciuto da chi ha bisogno. Perché se il dottor Tazer non avesse avuto il numero, qualcuno che gli ha detto guarda che c'è questa Croce Verde che può aiutarti, la Croce Verde dal dottor Tazer non sarebbe mai arrivata. Quando l'ospedale di Montebelluna ha finito con me, mi ha portato a casa con l'ambulanza e mi ha detto adesso deve fare lei. Non è giusto, non è giusto. Tanto ecco, più informazione, Sindaco, devo correre purtroppo, più informazione, Sindaco, anche quelli che sono le associazioni di volontariato e ognuno che ricopre un ruolo ben preciso, indirizzare. Io l'ho chiesto anche ai farmacisti, fatevi dare un elenco e datelo, perché ormai il farmacista è diventato come il prete, l'unico punto di riferimento che è rimasto, e date i nomi delle associazioni di volontariato in maniera che una persona invece di chiamare Mare Sveglia Veneti chiama direttamente l'associazione, perché l'associazione con la privacy non riesce ad arrivare a queste persone che hanno necessità di essere aiutate. Prego, Sindaco. Assolutamente, noi abbiamo un elenco molto chiaro perché non ci servono molti giri di parole, dal momento che c'è il nome dell'associazione, il contatto e l'obiettivo, abbiamo questa scheda, quindi è ridondante, arriva la chiamata ai servizi sociali o nella cassetta del sindaco, è una cassetta gialla proprio fuori dall'ingresso che quotidianamente controlliamo. Ecco che la richiesta di aiuto ovviamente in tempo zero viene ovviamente recepita, valutata e indirizzata al posto giusto, perché è proprio quello, insomma, se io chiamo un numero sbagliato, anche se è composto da 3 cifre, il 118 piuttosto che il 115, posso fare dei malanni, quindi la comunicazione è fondamentale. Se ho bisogno di un aiuto dal punto di vista sanitario è 118, se ho bisogno di far spegnere un incendio è 115. È un esempio molto semplice perché, come dici te giustamente, le notizie vanno date in maniera molto chiara, semplice, e noi veramente 3 tabelle, nome, l'obiettivo dell'associazione e il numero di telefono con il referente. Quindi invito tutti i sindaci a munirsi di questa semplice tabella che ho creato non più tardi di qualche anno fa, prima del Covid addirittura, dove in maniera molto chiara i nostri utenti, chi ha bisogno di qualcosa sa dove trovare, ovviamente. Posso inserirmi? Posso farle una domanda, Sindaco? Ma il 112, che dovrebbe essere la chiave di volta, la chiave che apre tutte le porte che noi vorremmo, alle quali vorremmo bussare, funziona o non funziona?
Sì, io chiamo sempre il 112 e 112 che è smista in realtà, anche se vi dirò, ho avuto necessità e bisogno anche di chiamare il 118. Allora, vecchia scuola, io sono abituato al 115, se c'è un nido, faccio anche questi esempi quotidiani, un nido di calabroni vicino a un parco giochi, eccetera, il 115 vigili del fuoco. 118 lo chiamo se ho necessità di chiamare un'ambulanza per una persona che si è sentita male, 112 ovviamente i carabinieri. Anche se adesso c'è questo numero unico nazionale che è il 112, che è come un po' l'1911 americano, insomma dovrebbe smistare. Io tendo a chiamare ancora la vecchia scuola perché credo che ci sia un passaggio, deduco ci sia un passaggio in meno e sia più immediato, perché ripeto, ho avuto recentemente anche la necessità di chiamare il 112 e comunque un attimo in attesa per farmi passare la stazione dei carabinieri più vicina, però sappiamo che rispondono i carabinieri a quello che mi risulta in questo momento quando chiamo il 112. Quindi sa che gli anziani hanno paura di chiamare questi numeri? Perché le forze dell'ordine fanno paura al diversamente giovane, come lo chiamo io, ma ci rendiamo conto com'è l'informazione, che dovrebbe essere un'informazione corretta, come dice il sindaco, e invece abbiamo ancora queste fragilità che mi non combatta, cosa ha fatto, no, le forze dell'ordine no, però no, e rimangono, lei magari chiamano Sveglia Veneti, poi la Mirella si attiva e giustamente è il mio anche ruolo questo, e cerco di dare la risposta se posso, ma non ho la bacchetta magica, anzi ripeto, tutte quelle persone che continuano a chiamarmi, che hanno questi grossi problemi, io non ce la faccio, non posso, c'è la privacy, non posso intromettermi su casi particolari e molto delicati, non posso farlo, perciò non è cattiveria, ma non posso intromettermi. E poi c'è il discorso della privacy che esiste soltanto in Italia, cioè in questa maniera proprio da ghigliottina. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto il sindaco Mario Conte proprio sulla responsabilità dei sindaci. Andiamo a sentire il sindaco Mario Conte. Ma no, gli ho mandato un messaggio io di sostegno, di supporto, mettendoci anche a disposizione per quello che può servire, anche se in questo momento credo che fa più un supporto morale, la vicinanza dei colleghi che condividono il peso di un ruolo che porta con sé delle responsabilità enormi e talvolta, come sta succedendo in questo caso, il rischio di trovarci i riflettori addosso puntati e soprattutto delle ipotetiche responsabilità pesano, perché siamo degli esseri umani, delle persone che ci mettono cuore e anima tutti i giorni, tanta passione per servire la nostra comunità, e poi appena succedono episodi come questo, che sono gravissimi certamente, il primo a trovarsi con le dita puntate è sempre il sindaco. Cioè noi non abbiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire una messa in sicurezza a 360 gradi del nostro territorio, fermo restando che poi quando succede qualcosa la colpa è sempre del sindaco. Allora o ci vengono date le risorse e poi giustamente noi ci facciamo carico di tutte le nostre responsabilità, se avevamo le risorse per mettere in sicurezza i garrail non l'abbiamo fatto, ma se non abbiamo le risorse per scuole, per mense, per trasporto pubblico, per la messa in sicurezza stradale, per il rifacimento degli asfalti, per la manutenzione verde, non abbiamo più le risorse per far nulla in questo paese, ma le responsabilità restano sempre e comunque invariate. Allora io dico, ok, se la colpa è di qualcuno troviamo il responsabile, però prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose. Abbiamo Roberto da Salzano in linea. Scusa Roberto, ma dovevo finire il servizio, prego. No, non ti preoccupare. Io avrei molte cose da dire, ma siccome sto ascoltando la vostra trasmissione e vi ringrazio anche perché... Pronto? Pronto? Adesso ti sento, riprendi perché appunto si era interrotto la voce. Io avrei molte cose da dire, visto cosa state trattando per la trasmissione. Intanto ti ringrazio per avermi lasciato parlare. Io vorrei chiedere... Non ascoltare la televisione, Roberto, parla solo al telefono. Sì, volevo prima di tutto chiedere al sindaco della Lega se è d'accordo per fare il ponte sullo stretto. Volevo chiedere al sindaco della Lega se è convinto del ponte dello stretto. Abbiamo parlato di argomenti molto vari, molto importanti.
della sanità, del volontariato. Io ho 71 anni, ho fatto volontariato per 50 anni e tuttora faccio volontariato. Diciamo, noi abbiamo dei problemi seri che non vengono mai risolti. Ogni governo che va su fa niente col cittadino, perché anche questo governo che è andato su ha parlato di tante cose, non ha parlato del volontariato, si sta trattando della sanità e non si fa niente, i cittadini sono messi allo sbando. Io ieri l'altro ho portato un amico al pronto soccorso di Milano, vorrei fare anche il nome, e l'ho portato alle 3, sono venuto fuori alle 10 della sera, ma sia possibile per un paese normale andare al pronto soccorso e fare 10 ore, 8 ore, quando c'è un malato che sta male? Io ho dovuto fare 4-5 visite questo anno per motivi, perché ho un problema alla schiena. Le ho fatte tutte a pagamento, perché non c'era nemmeno la data per darmi la risonanza magnetica o la visita. Noi dobbiamo parlare di cose serie, i nostri politici che li paghiamo bene, va benissimo, dovrebbero trattarci molto meglio, però siamo in un momento in cui che di politici seri, veri, non ce ne sono. Se noi torniamo indietro, io vi faccio un piccolo esempio, anche perché noi gli italiani parliamo tanto e non facciamo niente. Io ho cominciato a lavorare che avevo 24 anni in una fabbrica in cui non rispettavano i lavoratori. Io per 5 anni non ho mai tirato uno stipendio pieno, perché ci siamo prese le nostre responsabilità, capito? Siamo andati in piazza. Ora come ora, e parlo della mia generazione, abbiamo sbagliato con i nostri figli, perché per ottenere qualcosa bisogna lottare. Quindi in piazza non ci va più nessuno, non ci va neanche il politico, non ci ascolta più nessuno, hai ragione tu, è inutile parlare al bar. Io un giorno ho parlato con il sindaco del mio paese, che ha tutte le ragioni, ma loro sono la rappresentanza del paese, dovrebbero, come ha detto lei, mettersi d'accordo e andare a Roma a dire che non si può andare avanti più così. Non hanno soldi, se hanno i soldi li devono fare, devono minimizzare per tutte le cose che devono fare, ha capito? E ora, quando sento parlare di un politico che guadagna più di 10.000 euro al mese guadagna un politico italiano, e parla di cose che a me non interessa, mi vergogno di essere italiano, perché noi abbiamo un paese bellissimo che sta portando alla rovina la sanità. Noi eravamo il numero 1 10-15 anni fa della sanità, adesso ci troviamo che per farci una visita dobbiamo tirare fuori 200 euro, se no aspetti 6 mesi. Finisco adesso, ieri l'altro ho portato una signora in ospedale a farsi una visita, quella visita l'aveva prenotata un anno prima, si rende conto di come siamo messi? Una signora che guadagna 600 euro al mese. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Roberto. Sindaco, abbiamo sentito riflessioni che fa la popolazione in generale, perché queste sono le riflessioni, vanno sul concreto, questi sono i problemi che ci assillano. Prego. Qui non è se si è d'accordo o meno, insomma è un elenco di opere, non c'è solo il ponte sullo stretto di Messina, in realtà in cantiere. Vabbè, ma rispondiamo, non passiamo il cerino, dai Sindaco, dica la sua versione, visto che abbiamo preso il ponte, parliamo del ponte, dai, è d'accordo o no? Infatti, no, stavo dicendo quello, non è questione di essere d'accordo, è una questione di priorità. Adesso sembra che ci sia solo il ponte in cantiere delle opere, invece no, c'è ovviamente l'alta velocità, c'è la quinta corsia della Milano-Laghi, non c'è solo il ponte, si sta parlando solo del ponte di Messina, ma ci sono tante opere ovviamente in cantiere del ministro Salvini. Quindi, ripeto, se si parla di priorità e mi si chiede per Arzer Grande serve o no il ponte di Messina, è ovvio che rispondo. Ora, siccome siamo al governo centrale, Salvini è il ministro di tutta l'Italia, penserà e alla quinta corsia della Milano-Laghi e al ponte sullo stretto. Se poi mi si chiede è prioritario il ponte o 10 RSA, è ovvio che è un'esigenza importante, quindi probabilmente delle RSA, ma sono due capitoli ovviamente diversi. Del ponte se ne sta parlando di 50 anni, però ci si sveglia solo oggi a parlarne. Perché? Perché probabilmente è portato da Salvini, che tra l'altro fa ancora più eco, proprio perché lui tra i fondatori del Partito del Nord, adesso ampliato
su scala nazionale e si rivolge al Sud. È il ministro di tutti e ovviamente avrà fatto le sue scelte. Verrà criticato, ma io credo che insomma la trasmissione giustamente è Sveglia Veneti e ci sentiamo un pochino penalizzati. Ovviamente abbiamo visto La Pedemontana, un'altra grandissima opera che ha suscitato critiche. Ogni opera purtroppo disturba, sia che fai che non fai in Italia, Mirella, purtroppo sei criticato. Lo dicevi prima te, poi ovviamente hai dato la parola al dottor Tazzer. Tu ascolti le persone, a volte non hai le soluzioni, però le ascolti e loro già tanto che essere ascoltate. E quando tu hai trasmesso il mio contatto a una persona con la quale io sono ancora in collegamento, lui è contento, è felice così. Non siamo riusciti ancora a risolvere il suo problema di natura abitativa, però il fatto che ha trovato una risposta alla chiamata che ti aveva fatto, una volta che io gli ho risposto al contatto che mi avevi trasmesso, lui è già più, si sente già più al sicuro. Quindi tante volte, sai, anche se ci sembra di non fare molto perché non vediamo nel concreto delle opere, delle grandi opere nel nostro territorio, sappiamo di aver dato una parola a una persona che aveva necessità di essere ascoltato, di essere ovviamente coinvolto e abbracciato, seppur magari anche virtualmente, però ecco, di essere considerato in questa società che ovviamente è cannibale. Allora, dottor Tazzer, come commentiamo, vedo che lei ha portato anche un libro, ecco, ci racconti cosa sta facendo lo scrittore Sergio Tazzer. Dunque, la settimana scorsa l'ho presentato a Praga, ed è questo libro qua, Milada e le altre, cecoslovacche contro, dal 1948 alla primavera di Praga. Ora, parlare di un libro di storia, anche quando l'ho scritto io ho detto, ma chissà a chi interessa. Invece la storia si ripete. Per dire, quando ci fu il colpo di Stato comunista del 1948 a Praga, fu giustificato dalla propaganda, la quale propaganda ho scoperto qualche giorno fa che si ripete. Allora dicevano, addirittura la Chiesa patriottica, quella eretica che fu messa in piedi dal regime comunista di Praga in contrapposizione al Vaticano, ex Oriente Lux, la luce dall'est, oppure a liberarci sono stati i russi che sono venuti dall'est, diceva la propaganda comunista, quella del colpo di Stato del 1948. Ma l'altro giorno, proprio Robert Fico, il neo, qui vedete la chiamata alle armi per la fotografia della chiamata alle armi per la insurrezione di Praga del maggio 1945. Ebbene, l'altro giorno Robert Fico, che ha avuto la maggioranza in Slovacchia, nelle elezioni slovacche, ha detto l'URSS, l'Unione Sovietica, ci ha salvato dai nazisti, dovremmo mostrare il rispetto, dobbiamo dire al mondo intero la libertà, pensa un po', è arrivata da est, la guerra arriva sempre da ovest. E quindi vedete la storia si ripete sempre magari peggio, in peggio anche perché quello che accadeva nel 1948 era determinato anche dalla scarsa conoscenza. Adesso basta schiacciare un pulsante, si entra nel computer e si raccapezzano e si vedono notizie da tutto il mondo. Ebbene, ancora c'è gente che crede a queste fandonie. Ecco, il libro che io ho scritto parla di donne, cominciando da una donna, Milada Orakova, che fu oppositrice del colpo di Stato comunista, che fu impiccata dopo un processo farsa assieme ad altri, e poi avanti, compresa questa intanto immagine di piazza Venceslao a Praga subito dopo la liberazione, compresa, dicevo, compresa la sorte che toccò moltissime donne. Si parla molto di uomini, si parla ma delle donne poche. Per esempio le suore. Ci fu addirittura l'operazione regolari, Reolnice, le suore, che colpì ben 12.000 suore. Fu preceduta dall'Akcja K, dell'azione K, cluster significa, che colpì i sacerdoti regolari, monaci,
monaci, frati, non i sacerdoti diocesani. Ecco, qui vedete l'allora ministro degli esteri Jan Masaryk col cappello, che poi fu suicidato. A quel tempo si disse che si era buttato dalla finestra della stanza del bagno che occupava nel palazzo del Ministero degli Esteri. Ora indagini forensi hanno appurato che Masaryk fu suicidato, fu spinto, e mi piace ricordare quanto scrisse a proposito di Masaryk. Ecco, lo vedete, ma direi che il corpo suicidato non è una bella vista. Mi piacerebbe leggere quello che fu il mio amico e maestro Demetrio Volčić a proposito di questo suicidato, e scrisse quando giunse a Praga dopo la nottata stalinista: Praga si presentava nella sua veste peggiore, la fuliggine di una città che ancora si scaldava a carbone e copriva il paesaggio urbano di grigio. E grigi erano i cappotti, le case, grigie le cravatte. C'era odore diffuso di benzina scadente e di cavolo, odore di miseria. La gente cercava di saltare le pozzanghere di neve sciolta per infilarsi in alcuni negozi che avevano le vetrine vuote e polverose. Mi fu suggerito di cominciare l'inchiesta da un ristorante, Umece Nas. La prima sala di legno stagionato era destinata ai consumatori occasionali di birra. La seconda si rivelò sapientemente barocca. Tentai di sedermi all'unico tavolo libero, ma un antico cameriere mi fermò dicendomi che il posto era occupato anche domani, anche dopodomani. Da 20 anni il posto era occupato da Jan Masaryk. Il cameriere ogni sera alle 8 accendeva la candela. Ognuno fa la resistenza a modo suo. Ecco, questo ho voluto ricordare con le parole di un amico quello che accadeva ancora nella Cecoslovacchia comunista. Il comunismo in Cecoslovacchia sparì nel 1989 con la rivoluzione di velluto capitanata da Václav Havel, dal filosofo Patočka, il quale fu ammazzato di botte in un interrogatorio della polizia segreta alla Statni Bezpečnost. Ma parlo di tante donne, di queste suore, di una suora Asmandova, una delle suore di San Carlo Borromeo. Ecco, questo è l'articolo 231 del codice penale, con il quale si puniva tutto quello che si poteva considerare, purché non disturbasse il regime comunista. Allora, questa suora Asmandova andò a finire in galera perché, tra l'altro, mandò anche una lettera al segretario generale dell'ONU, Dag Hammarskjöld, che era in visita a Praga. Questo che vedete invece è il generale Heliodor Pica, che fu impiccato per vendetta su richiesta della NKVD, cioè dai predecessori del KGB russi. Era il comandante militare a Praga per il governo di Praga in esilio. Ecco, qui vedete Churchill con Beneš che si leva il cappello davanti ai volontari cecoslovacchi che combattevano per la Gran Bretagna. Anche qua si parla di volontariato. I valori etici. Sì. No, prego, Tazza. Sì, il volontariato è stato quello che ha consentito di mantenere l'onore cecoslovacco. Milada Horáková fu una volontaria della resistenza contro i nazisti, fu liberata dagli americani in un carcere bavarese il 28 aprile 1945, tornò in patria, fu volontaria, parliamoci di volontariato, contro il regime comunista, che poi alla fine mise in piedi un processo spettacolo contro di lei e fece in modo che fosse impiccata. Dietro a lei ci sono tantissime donne, compresa la moglie, e poi passiamo ad altri argomenti, di Vlado Klementis, sottosegretario al commercio estero, che fu impiccato pur essendo appartenente al Partito Comunista dopo il processo Monstre contro i cosiddetti ebrei nel 1952. La vedova Margolius, pensate, sballottata per anni da un ufficio all'altro, dato che nessuno aveva il coraggio di compilarlo, alla fine ricevette il certificato di morte del marito. Data di morte 3 dicembre 1952, data di emissione 5 gennaio 1955, occupazione del defunto, viceministro, causa della morte
asfissia per impiccagione, luogo di sepoltura XXX. E quest'ultimo punto venne chiuso 20 anni più tardi. Heda Margolius Covali scrive così: dopo la cremazione dei corpi, le ceneri erano state date da smaltire a 2 membri della sicurezza di Stato. Partirono a bordo di una limousine ufficiale e qua a quanto pare l'autista fece una battuta. È la prima volta che carico 14 persone su questa macchina, disse. Noi 3 e gli 11 nel sacco erano stati cremati. Qualche chilometro fuori Praga, la limousine cominciò a slittare sulla strada ghiacciata. Gli agenti scesero e sparsero le ceneri sotto le ruote. E la stessa è ciò che accadde. Non c'era la cenere perché fu impiccata a giugno Milada Orakova, ma anche le sue ceneri furono sparse lungo la strada da Praga a Mielnik. Eccola, l'avete appena vista, anzi la state vedendo nelle fotografie segnaletiche della Statny Bezpieczność, la polizia segreta comunista. Qui la vediamo durante il processo e poi vediamo se ci sono altre fotografie, ma questo per spiegare che bisogna stare molto attenti. Ecco, questo è il procuratore Urvale che chiedeva pena di morte per tutti. Questo per dire che non è scontato che la nostra libertà sia acquisita per sempre. Vediamo cosa sta accadendo in Slovacchia, per esempio. Allora, dottor Tazzi, io l'ho lasciata a parlare, soprattutto spiegare questo libro, l'importanza della figura femminile, perché purtroppo si sente pochissimo. Noi abbiamo sempre gli eroi, poche eroine, invece ce ne sono state tantissime che nel silenzio aiutavano, sono morte per la patria, però vengono poco ricordate. Si inizia qualcosa in questi ultimi anni, per fortuna, grazie alla storia, che la storia è storia, non si può cancellare, però è giusto anche ricordare queste figure femminili, perché come dico sempre, se siamo così grandi, belli, è merito anche loro che sono morti anche per la patria e ci hanno messo veramente tutto quello che loro avevano per far vivere anche gli altri. Forse sapevano di morire, ma sapevano che avrebbero potuto dare la libertà anche agli altri. Quello che mi domando è, sindaco, ma la storia dovrebbe insegnare? Perché io penso a questi 21 morti che hanno sconvolto tutta la nostra comunità e non solo, perché ne parlano tutti i telegiornali. Ma di questi morti continui tutti i giorni con queste guerre a macchia di leopardo, che ce ne sono tantissime, non ce n'è una sola, Tazza, ce ne sono tantissime. Certo che quella che è più vicino, quella è quella che sentiamo di più. Però mi sembra, sindaco, non so se lei ha la stessa sensazione, che ormai sono numeri. Cioè non parliamo più di persone che muoiono, anziani, bambini, famiglie, in maniera atroce, parliamo di numeri. O addirittura ci danno fastidio e cambiamo canale, ma no, guardo qualcos'altro. Come commenta le parole anche del dottor Tazzi, ma abbiamo una telefonata, chi è in linea? Paola? Monica, sono Monica di Paese. Ah, ciao Monica, ciao. Scusa, ho sentito Paola, invece è Monica, si vede che Paola ha perso la linea. Sono sempre me. Niente, volevo dare una testimonianza del volontariato, appunto. Tu lo sai che io ero dell'EMPA, ho fatto 20 anni all'EMPA di Treviso, ero della Lava, poi sono andata all'EMPA di Treviso e ho fatto un po' di volontariato appunto con gli animali, poi mi si è aperto il mondo con il volontariato con gli anziani, appunto, ho fatto anche lì, ho fatto 10 anni di volontariato con gli anziani e mi si è aperto tutto un mondo diverso, anche perché gli anziani, quando li vai a fare volontariato, specialmente nelle case di riposo, che io avevo la mamma che era malata, andavo a fare volontariato e andavo dalla mamma e facevo anche volontariato agli altri. E io andavo tutti i giorni perché mia mamma era una malata terminale, purtroppo si è malata giovane, è morta giovane. Appunto, quando andavo anche a fare volontariato dagli altri anziani che non vedevano i familiari manco col lanternino, voglio specificare, manco col lanternino. Io ero l'unica persona che andavo lì come si dice, facevo un po' di assistenza, avevano bisogno di parlare, un po' di compagnia, di sfogarsi un po' e io li stavo ad ascoltare. Brava.
Brava, Ecco, brava Monica, grazie Monica, devo correre perché sono in chiusura, vedi che cadono anche le telefonate, comunque molto chiaro, ti ringraziamo veramente per quello che hai detto, ecco, per l'aiuto che hai dato a queste figure che avevano bisogno di essere ascoltate. Prego Sindaco. Sì, non c'è da inventarsi nulla su purtroppo questa cosa molto importante che hai detto relativamente alle vite, ormai sono numeri, lo diceva appunto il patriarca proprio ieri nelle dichiarazioni, quanti morti, ormai la vita è così leggera, come da un momento all'altro insomma cadiamo come birilli. Davvero noi sentiamo l'albero che cade e ci accorgiamo dell'albero che cade perché sentiamo un rumore, quindi ci preoccupiamo principalmente delle morti vicino a casa, del proprio territorio. L'ho scritto anche nei canali social, come la tragica notizia dell'altra sera ci ha lasciato davvero tutti senza parole, però ogni giorno purtroppo accadono in territori più distanti, ma non troppo distanti, che domani potrebbero essere sempre più vicini, come queste persone, questi bambini, queste famiglie, queste donne, l'avete appena detto voi, con questi ruoli così importanti, seppur tante volte trattati come ruoli secondari, no? Al di là del fronte ci sono le donne che lottano e molto spesso perdono la vita, non solo nelle guerre, non solo in territori martoriati ovviamente dalle bombe, ma anche durante questi esodi, questi viaggi della speranza, che molte volte... Le missionarie, perché ci dimentichiamo anche, parliamo dei missionari, ma abbiamo anche le missionarie. Sì, assolutamente, le missionarie, ma insomma parliamo, se guardiamo questa bellissima parentesi che ha fatto di storia il dottor Taz, 100 anni fa, quando gli uomini erano al fronte, le donne erano gli uomini di casa, quindi davvero non dobbiamo dimenticarci. Magari con 3-4 figli e con poco da mangiare, magari. Abbiamo Stefano da Padova, poi continuiamo Sindaco. Vai Stefano. Ciao Mirella, ascoltami, allora mica telefono ancora per altre robe. Comunque mi dico una roba, ho visto un documentario sulle batterie elettroniche che ho fatto adesso, delle macchine elettroniche, di tutto quanto è elettronico. Questo era un ibrido che era metà benzina, metà nafta, metà batteria elettrica. Però le batterie elettriche ci vogliono una giornata per raffreddare le batterie elettriche, che sono queste. Io non sono competente, ho sentito un documentario. Allora ho detto solo una cosa, ma è giusto mettere delle robe che non siamo neanche ancora competenti, non riusciamo neanche ancora a gestire queste cose elettroniche, a metterle in commercio, a mettere le macchine elettroniche in commercio, a mettere certe cose. Tiriamo via le accise sulle benzine, sulle nafta, sui carburanti. Questa è la cosa più importante e dopo ci mettiamo tutti noi. Io sono andato anch'io in pellegrinaggio, te lo dico, a Medjugorje non ho problemi, però eravamo tutti, era il corriere che erano a nafta e sono persone brave, perché sono persone brave. Gli autisti sono tutti controllati, più degli autisti delle macchine che vanno in giro, praticamente che girano per la strada. E il tasso alcolico è zero, però questo adesso danno la colpa agli autisti perché si è sentito male, ma secondo me non è questo. È un controllo che devono fare, non devono fare quelle cose elettroniche che non valgono niente. Torniamo come una volta che c'era tutto quanto, che c'era benzina o a nafta. Perché la nafta e il gasolio è aumentato così e non siamo capaci di dire noi al governo sbassiamo questo? E dopo un'altra cosa. Cosa facciamo di 40, 50, 60 partiti che abbiamo qua in Italia, quando in altri stati ci sono 2 partiti? Questa è tutta una questione che noi in Italia sono abituati di mangiare soldi dei governanti nostri, questo sono. E questo è un vero schifo, mi dispiace dirlo Mirella, tu mi hai sentito ancora, però quello che ho da dire. Però non è giusto questo.
Grazie Stefano, devo andare avanti, comunque sei stato molto chiaro, abbiamo sentito le riflessioni di Stefano. Prego Sindaco. Sì, adesso ovviamente stavamo parlando di altro, ma per chiudere giustamente l'intervento del telespettatore bisogna fare chiarezza, dal guardrail poco resistente, poco alto, piuttosto che quindi le costanti manutenzioni, alla valutazione importante che, come affermava il comandante dei Vigili del Fuoco che è intervenuto sulla strage di Mestre, prendono fuoco queste batterie di mezzi elettrici, prendono fuoco troppo rapidamente, al di là quindi della causa, di una delle cause di morte per fratture multiple, per insomma tutto ciò che è accaduto, anche ovviamente il fuoco che ha anche ostacolato ovviamente e impedito degli soccorsi, hanno rallentato i soccorsi. Va fatta una riflessione, a caldo ovviamente si dicono tante cose, non lo sappiamo, lo stiamo affermando anche adesso, magari cose inesatte, ci sono i tempi e i modi ovviamente per valutare, bisogna intervenire sulle manutenzioni, sicuramente la macchina, abbiamo dato dimostrazione ancora una volta che la macchina veneta e dei soccorsi e sotto l'aspetto anche sanitario è eccellente, e quindi un'ottima regia. Vanno fatte delle riflessioni, Mirella, che sinceramente in questo momento non seppur in buona fede mi vedono un pochino, ecco, così perplesso rispetto ai tempi. Ci vuole, ripeto, una tranquillità, un'osservazione attenta, una valutazione e una lungimiranza ovviamente per la soluzione di questi problemi legati ovviamente anche alle batterie elettriche. Allora andiamo a sentire anche l'intervista a Paola Viola, questa ragazza trevigiana che sta cercando di portare aiuti nel terzo mondo, là, aiutarli in casa loro, ha creato questo ospedale meraviglioso, questa scuola, nella più grande discarica che c'è al mondo. Pensate cosa ha fatto assieme ad una squadra meravigliosa di ragazzi giovani. Andiamo a vedere l'intervista a Paola Viola. Allora, siamo qui questa sera a Villa Margherita Inclusiva proprio per preparare un'attività che si svolgerà domani, cioè sabato. Si tratta di un corso di magia e clown terapia. Questo è un corso pensato per le persone che vogliono sia approcciarsi al mondo del volontariato, infatti noi daremo anche tantissime informazioni, faremo vedere dei video, delle testimonianze sul mondo del volontariato, ma anche semplicemente a chi vuole conoscere e imparare ad utilizzare un nuovo metodo comunicativo empatico, che è quello della magia, del gioco e dell'avvicinarsi alle persone attraverso il sorriso, che è poi un po' il nostro mood, insomma quello che portiamo anche nelle missioni. Lui è Matteo e Matteo è proprio una persona che ha fatto di questo un po' il suo stile di vita, che vi racconterà. Io sono Matteo Santucci, sono di Roma, faccio clown terapia e magia sia negli ospedali che ovviamente in missione. Per cui facciamo questo corso proprio per avvicinare le persone sia al mondo appunto di quello che noi facciamo nel volontariato e sia sensibilizzarli, entrare in empatia con i bambini, ma non solo, anche con gli adulti. E in effetti utilizziamo gli strumenti di magia perché la magia dimostra ai bambini che tutto è possibile. Abbiamo Maurizio da Padova. Ciao Maurizio. Allora, ciao Mirella, saluto il sindaco di Azzara Grande e anche l'ospite presente. Ciao Filippo, ciao. Allora, io Mirella voglio intervenire proprio sul fatto di quello che è successo a Mestre. Io ho una mia visuale, però apro una parentesi, sto sentendo qua ultimamente, anche da ieri, che stanno già mettendo la croce addosso all'autista. Premetto che l'autista non ha colpa, non ha nessuna colpa, la colpa è del mezzo che non è stato controllato, eccetera, perché sento già ultimamente tantissime volte qua anche le biciclette che prendono fuoco, come è successo adesso non mi ricordo, a Roma,
addirittura il monopattino, eccetera. Insomma, dobbiamo metterci in testa che queste cose elettriche sono pericolose, anzi dirò di più, se era a benzina non prendeva fuoco. Quindi va bene, dopo può capitare di tutto, eccetera, ecco quello che voglio dire. Comunque i mezzi elettrici sono più pericolosi, questo è stato constatato e sono d'accordo con il ragazzo che ha telefonato prima di me. Comunque alla fine stanno crocifiggendo questo povero autista, lo stanno già mettendo per non dare la colpa a quelli che hanno costruito l'autobus, quindi per mascherare giustamente la cosa, la ditta della costruzione del bus. Questa è la mia opinione, ma c'è stato anche un opinionista ieri sera che ha detto più o meno la stessa cosa. Vi saluto tutti, buona giornata a Mirella e anche al sindaco e anche al signor Teser. Buona giornata a tutti. Grazie Maurizio. Ci sentiamo presto, Maurizio. Grazie. Allora abbiamo visto, dopo risponderemo anche a Maurizio, abbiamo visto questo servizio a Villa Margherita fatto sabato 30 settembre, dove io voglio far vedere che ci sono anche questi ragazzi. Ecco, non abbiamo solo baby gang, abbiamo dei ragazzi meravigliosi che stanno spendendosi per gli altri e vale la pena ricordarlo e farli vedere, perché i messaggi negativi sono meno di quelli positivi e dobbiamo far vedere di più quelli positivi. Cosa dice il sindaco e come commenta quello che ha detto Maurizio? Prego. Ma Maurizio, vedi, un po' a caldo si dicono tante cose, si fanno delle riflessioni. Io sono sempre molto cauto e apprezzo molto queste iniziative anche personali di ognuno, le ascolto, però vanno valutate, vanno osservate con pareri tecnici, che non vuol dire lungaggini e burocrazia, come giustamente diceva all'inizio l'Ottotazza. No, qui non stiamo parlando di buttare carta o perizie, vanno chieste ai consulenti prima di trarre delle conclusioni, perché un pochino all'italiana, se non si trova o si portano avanti troppo le varie, come si dice, cause e poi non si identifica il vero colpevole, si perde un pochino il focus. No, bisogna rimanere concentrati, attendere le varie risposte tecniche e pareri e poi riusciremo a dare anche una risposta a questa perplessità che la comune persona, che il cittadino si aspetta, perché poi quanti di noi, mi viene da dire, tutti i veneti sono passati da quel tratto, quindi non dobbiamo ovviamente ora farci influenzare, seppur molto recente come evento, né sull'utilizzo dei mezzi pubblici, né sull'affidabilità degli autisti, né sulle strade, che ce ne sono tantissime, quindi dobbiamo stare molto attenti alle manutenzioni, la coperta, come dici sempre, ormai è un tuo mantra, è sempre più corta, priorità. I giovani, come cosa diciamo ai giovani, sindaco? I giovani dovrebbero essere un po' meno sedentari, purtroppo complici anche i social, non si vogliono far sfruttare, vedono questa figura del padrone, no, del paron, come si dice, minacciosa. No, è il datore di lavoro che ti dà delle opportunità. Io da direttore, manager di una struttura commerciale incontro moltissimi giovani, viene da dire che su 10 giovani che incontro solo un paio non mi chiedono come prima cosa quante ore devono lavorare, se lavorano il sabato o la domenica o quanto. Ma è colpa loro oppure del percorso che abbiamo fatto tutti assieme? Si chiedono questo? Del percorso, non è colpa loro sono nati e cresciuti in una società dove insomma bombardata da decine di informazioni e dove hanno visto che il datore di lavoro è colui che si arricchisce, non colui che dà da lavorare. Quindi se tutti volessero imprendere, ben venga se c'è una buona idea, però non possiamo aspettare che cada dall'albero ovviamente l'opportunità, bisogna ovviamente cercarlo. Credimi che non so quale negozio non stia cercando un personale, quale azienda non stia cercando un operaio
quale studio non stia cercando. Ci sono molte richieste. Forse se aumentiamo gli stipendi non sarebbe male però, Sindaco, perché non sono come una volta, cioè i giovani hanno un'altra visione del mondo e del lavoro, perciò forse se aumentiamo gli stipendi, io ho parlato anche ieri con dei commessi di un supermercato, lasciamo perdere perché veramente, Sindaco, ce ne sarebbe per tutti. Allora ricordiamo il libro Milada e le altre, Sergio Tazzer. Allora come ci saluta, dottor Tazzer, cosa vuole dire? Ricordiamo questo bellissimo libro che parla di donne, di eroine veramente, prego. Io direi che cominciamo un attimo a leggere un po' di più, non il mio libro, ma tutti i libri, oltre che i giornali, perché ormai i giornali li leggono molto pochi. Lo dico da ex Rai, ex televisione, stiamo un po' di meno davanti alla televisione, ascoltiamo un po' di più il parlare degli altri e soprattutto torniamo a leggere i libri. A casa ne avete, leggetevi Silvio Pellico, leggetevi Pascoli, magari prendete qualche libro in mano di quelli che vengono pubblicati, che non siano soltanto i romanzi, quelli pubblicizzati dalla stramaledetta o strabenedetta televisione. Grazie al dottor Tazzer, Sergio Tazzer, giornalista e scrittore. Sindaco, come ci saluta? Vi saluto con un invito, visto che abbiamo parlato di lavoro, avremo delle opportunità, una bellissima vetrina ad Arzegrande, il 22 ottobre la fiera dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Vediamo la locandina, prego. Ovviamente abbiamo una serie di iniziative, tra cui avremo degli ospiti dalla Calabria per questo gemellaggio, ovviamente i sapori e le culture anche delle altre terre, però ecco, per questi giovani che magari sono in cerca di opportunità, ovviamente essendo la fiera del commercio, dell'artigianato, ma anche dell'agricoltura, perché è un bello, insomma, un territorio fatto principalmente di agricoltura, davvero delle informazioni molto importanti, perché no, delle opportunità di lavoro anche. Grazie a Filippo Lazzarin, sindaco di Arzegrande, secondo mandato Lega, grazie al dottor Tazzer, pubblicità. Altro giro, altro regalo, altra corsa. Abbiamo in presenza Enzo Andretta, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma della città di Treviso, che ha aiutato Mirella nel weekend, sabato e domenica di Pau in maniera incredibile, è stato preziosissimo. Grazie veramente, presidente, di questo supporto. Saluto anche Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta, secondo mandato Lega. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora sindaco, come sta intanto? Come si sta a Cologna Veneta? Allora, Cologna Veneta si sta abbastanza bene, è veramente un bel paese, invito tutti a venire a trovarci. Ne approfitto per ricordare che l'8 di dicembre ci sarà la festa del mandorlato, che è questo dolce tipico che ci caratterizza e ci rende noti, diciamo, in tutto il Veneto, nel Triveneto e anche in buona parte, insomma, dell'Italia del Nord. C'è qualche problemino legato a una presenza massiccia così di extracomunitari, già una comunità importante di residenti, il 12% della popolazione è straniera, ma si è registrato quest'estate un po' in parallelo con gli altri comuni della pianura veronese una presenza massiccia di extracomunitari, dei quali molti con lo status di clandestino e che qualche problemino l'hanno creato. Allora sindaco, qui bisogna capire cosa si farà in seguito per cercare di dare risposte anche a questi sindaci che da soli non possono dare le risposte, hanno bisogno di una comunità, di un'attenzione anche governativa diversa, perché passare sempre il cerino all'Europa non è così semplice, è molto difficile, dobbiamo giocarcela in casa con le risorse che abbiamo, ma soprattutto, come diceva, non so se ha sentito anche il sindaco Brugnaro, cercare di impiegare queste persone, queste figure che ci sono, chi sa fare cosa lo mettiamo a lavoro a sto punto, perché così non si può andare avanti. Prima perché non abbiamo figure, abbiamo parlato prima col presidente della RSA, mancano totalmente queste figure all'interno per curare i nostri anziani, non parliamo poi di badanti, perché i badanti ancora peggio, non ce ne sono di italiane,
Secondo lei quale sarebbe questo percorso da fare tutti insieme, perché in qualche maniera dobbiamo risolvere la situazione, non è che possiamo mettere sempre la polvere sotto il tappeto. Prego. No, guardi, io idee le ho abbastanza chiare e secondo me insomma, dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e operare tutti, partendo da un punto però, che è quello esplicitato nell'articolo 36 della Costituzione italiana, una Costituzione vecchia, una Costituzione che spesso ha dimostrato dei limiti, una Costituzione che vediamo così si cerca di riformare da molti anni. Pensiamo alla richiesta forte del Veneto di autonomia, non ancora esaudita, è un qualcosa addirittura di antidemocratico, secondo me. Capisco che è una provocazione e una esagerazione questa mia affermazione, ma de facto c'è stato un referendum popolare e credo che sia la base e l'elemento così fondante di qualsiasi democrazia, dare ascolto all'espressione di volontà della popolazione, naturalmente soprattutto quando si tratta di assetti istituzionali. Ma la Costituzione italiana ha anche una prima parte che esprime dei principi e che secondo me è da attendere e da prendere a modello. E se è vero che l'articolo 4 viene così evidenziato il diritto di lavorare, all'articolo 36 si specifica che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che deve essere proporzionata sicuramente alla quantità e alla qualità del lavoro, ma in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Allora la prima analisi che dobbiamo fare è questa, non riferimento magari a Manuel Scalzotto che c'è una laurea in economia, uno studio, ha fatto il sindaco, parla delle lingue straniere, un percorso, ma alle persone che magari hanno un percorso normale di studi e di lavoro. Se penso a mio padre che alla quinta elementare è riuscito a mantenere una famiglia con 2 figli esercitando un lavoro artigianale e a costruirsi un pezzettino di casa e comunque l'opportunità di una vita dignitosa. Oggi un operaio ha la possibilità della stessa vita dignitosa di quella che ha avuto l'opportunità di vivere il proprio padre? Questa è la vera domanda, la quale come prima cosa, il prerequisito, dobbiamo seriamente porci come persone civili e come dirigenti di una società. Sento che Confindustria spesso tira fuori guarda giustamente alle proprie necessità, è comprensibile, ma dà spesso delle soluzioni che ci sembrano richiamare quelli che sono stati i proprietari cotonieri, latifondisti dell'America del 1800. Non mi sembra questa la soluzione migliore per le persone che vivono in Veneto, che sono italiane, e neanche per chi si approccia da fuori. Allora, Sindaco, è vero quello che dice lei, però è anche vero che lei rappresenta un partito che è stato al governo per tanti anni, perciò non si può sempre dare il cerino all'ultimo che arriva, ma si poteva prevenire e soprattutto supportare quella fascia, come sta spiegando molto bene lei, che è la fascia dell'operaio, che è l'ultima ruota del carro. Guto Farga è un operaio. Abbiamo eliminato tutti gli artigiani, sono resistiti in pochi, perciò adesso penso che queste figure che sono rimaste abbiano il diritto di essere, come dice lei, rispettate, ma soprattutto di avere quei stipendi decorosi, dignitosi per far sopravvivere la famiglia. Andretta, come commenta queste parole, cosa vuole dire? Lei, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma della città di Treviso, soprattutto abbiamo parlato anche prima col dottor Tazzer e col sindaco Filippo Lazzarin di queste figure che sono morte per la patria, di questi ragazzi che non guardavano se erano del nord, del sud, del centro, di est o di ovest, ma combattevano per la patria a 17-18 anni e sono caduti proprio per la nostra libertà. Prego. Allora, mi collego al signor Sindaco che ha parlato della Costituzione. Ricordo che quest'anno sono i 75 anni della Costituzione italiana, è il nostro libro principale, quindi tutta la nostra vita e tutto il nostro comportamento deriva dalla Costituzione. E noi adesso abbiamo preso dei contatti con degli istituti scolastici dove doneremo la Costituzione che abbiamo stampato e presentato a Treviso il 17 marzo in Piazza della Vittoria.
E questo è un segno importante perché, come ripete lei, i nostri nonni hanno combattuto per darci una libertà e darci soprattutto dei valori da rispettare, dove rispettare anche le altre persone e dove vivere dignitosamente. Prego, Sindaco. Mi permetto solo di dire che gli operai non sono l'ultima ruota del carro, ma eventualmente sono la base, sono la prima ruota del carro, ed è importante che abbiano la possibilità di vivere al meglio e dignitosamente. Mi complimento a quel presidente, quel rappresentante dell'associazione per questa bella iniziativa. Sicuramente proporre un testo fondamentale quale una Costituzione è un qualcosa di meritorio. Mi raccomando, facciamolo sempre accompagnato all'insegnamento di quello che è il senso critico, lo spirito. Una Costituzione, ricordiamoci, non è un dogma. Come le società cambiano e si evolvono, è altrettanto importante far sì che le Costituzioni, proprio per restare belle, per essere utili, anch'esse si evolvono e cambino anch'esse. Quindi la Costituzione italiana, che ha una base sicuramente importante, figlia di una tradizione di diverse prospettive, dalla socialista a quella liberale, che hanno contribuito a creare così una base di pensiero condiviso e direi di respiro universale. Secondo me hanno fatto qualche piccolo errorino, non hanno previsto quegli meccanismi di aggiornamento. Ricordiamoci che le regioni già pensate non furono poi realizzate soltanto negli anni 70 con limitata propulsione, e invece qui è importante spingere. Basta guardare quello che succede in tanti altri paesi civili e di respiro economico e sociale. Cito ad esempio la Svizzera, che ha nel suo germe costituzionale, nel suo dettato costituzionale, il meccanismo della revisione obbligatoria. La Costituzione italiana è un bellissimo testo dal quale partire, ha già avuto dei maquillage, è importante che la riaggiorniamo in maniera importante per renderla attuale. Abbiamo Wanda da Marghera, vai Wanda! Divulgarla ai giovani, brava. Wanda? Sì? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Senta, è già la terza volta che telefono. Una mi è andata bene. Questa volta volevo protestare perché ho telefonato al 041 per fare presente una cosa e non ho mai visto niente, non ho mai sentito niente. Io abito a Marghera, nel quartiere Cita, non so se lo conosce. Vai Wanda. Sì, ecco, c'è un marciapiede per uscire in strada molto lungo e poi c'è da fare una curva e c'è un altro pezzo di marciapiede. Sono tutti rotti. Io ho un marito inabile, in carrozzina, che adesso si trova all'ospedale, ma quando viene a casa lo devo mettere in carrozzina. E io cammino col carrello perché a febbraio monto sui 90 anni. Complimenti, ecco. Brava. E allora, siccome ho telefonato lo 041 che mi hanno detto che dovevo fare la richiesta così, 2 volte mi hanno risposto, però non ho mai visto nessuno che venga a vedere. Ma hai chiamato i servizi del comune? Ho chiamato i servizi del comune, ma non è la loro competenza. Ho chiamato la polizia, ma hanno detto che non è di competenza. E perciò vuoi sapere cosa devi fare per far capire che questi marciapiedi sono molto pericolosi. Va bene, allora farò io la segnalazione, Wanda, così sei sicura che arriva la segnalazione. Dopo ti ripeto, non ho la bacchetta magica e non so anche perché non è semplice fare questi lavori all'interno di un contesto che adesso si sta muovendo in maniera incredibile, perché veramente stiamo parlando di Marghera.
non una cosa piccola. Allora, come sente il sindaco, questi sono i problemi che hanno i diversamente giovani, andiamo a toccare con mano quali sono i veri problemi. Ecco, queste infrastrutture veramente, questi lavori pubblici che dovrebbero, ecco, essere molto più veloci per quanto riguarda la sicurezza dei loro cittadini, ma come ripeto i sindaci non hanno la coperta, anzi hanno un coriandolo ormai e non riescono ad arrivare dappertutto. Prego sindaco. Io intanto mi unisco ai complimenti alla signora Wanda e le faccio gli auguri per lei e per il marito. È un tema che conosco anch'io, lo tocco con piede e con mano e confermo quello che diceva lei, Mirella. Oggi le gare sono ancora così ingessate, è difficilissimo, ma più di tutto c'è un combinato disposto. Da una parte l'aspetto burocratico di non poter immediatamente affidare questi lavori, una difficoltà interna stanno patendo i comuni, si sono tenuti gli stati generali degli enti locali dei comuni del Veneto a Verona 15 giorni fa e abbiamo fatto un documento per segnalare al governo proprio questa tipologia di necessità. 1, regole più snelle per affidare i lavori. 2, abbiamo bisogno di personale. Noi abbiamo in Veneto un 25% in meno del personale di quello che dovrebbero prevedere le piante organiche. Ci sono parti dell'Italia che ne hanno probabilmente un 50% in più. 3, le risorse di base. Io le faccio un esempio. Colonia Veneta ha 100 km di strada. Un chilometro di strada costa 50.000 euro per una riasfaltatura. Bene, con 5 milioni asfalto tutto il mio comune. In realtà un'asfaltatura dura mediamente 10 anni, quindi un bravo sindaco asfaltando con 500.000 euro all'anno un comune come il mio avrebbe sempre le strade perfette. La realtà è che io da 7 anni 500.000 euro all'anno per dedicare all'asfaltatura non li ho mai visti e quindi ci arrangiamo correndo dietro, organizzandoci e tappando un po' buche su strade e marciapiedi. Un po' di risorse, un po' di personale e qui i comuni del Veneto sarebbero tutti comuni che secondo me, indipendentemente onestamente dal colore politico, hanno una classe di amministratori che ci tiene molto e che si dà da fare. Però è anche vero, sindaco Scalzotto, che dove si vuole la burocrazia viene saltata. Il ponte Morandi è una dimostrazione. Il ponte Morandi è una dimostrazione non solo per la burocrazia, ma anche delle imprese che hanno figure, operai, ingegneri e di tutto e di più per finire l'opera in breve tempo. Qual è il dubbio che abbiamo? È che dei problemi dei cittadini, specialmente delle fragilità, non gliene frega niente a nessuno. E siccome i soldi vengono dirottati anche su opere che a noi non interessano e non sono necessarie al momento, in questo momento drammatico che sta vivendo l'Italia con una popolazione diversamente giovane e molto acciaccata, Wanda è una testimonianza come tante testimonianze che abbiamo tutti i giorni, allora si mette davanti la burocrazia. Ai sindaci viene risposto che non ci sono i fondi per aiutarli e sì che siete una squadra compatta e una squadra che forse a mio avviso dovrebbe farsi sentire di più perché siete gli unici votati dai cittadini con preferenze, abbiamo ancora questo per fortuna, e dove sapete le esigenze del territorio, la burocrazia, ma non solo, poi ci sono le elezioni perché noi andiamo a votare ogni 6 mesi, fra poco adesso abbiamo le europee ed è tutto bloccato. E la Wanda, come tante persone, dice: ma io cosa devo fare con mio marito in queste condizioni che non posso uscire di casa perché abbiamo queste realtà? Cosa facciamo a vedere quello che è successo a Marghera? Per carità, adesso la verità bisognerà vedere qual è, però in fatto di infrastrutture siamo molto carenti. Un telespettatore ha chiesto prima al sindaco di Arzegrande: ma lei è favorevole al ponte di Messina? Lei, sindaco Scalzotto, che è della Lega, è favorevole al ponte di Messina? È una domanda difficile perché il mio cuore dice di no,
perché io guardo principalmente a curare gli interessi e i bisogni della mia comunità, del Veneto, e non lo vedo indispensabile. E Ponte Morandi è stato sì un esempio positivo per le imprese brave, per la velocità del commissariamento ad hoc, eccetera, ma è stato anche un esempio negativo per una certa tipologia di gestione, per una certa tipologia di affari. Poi però da sindaco e da uomo di campagna, abituato a sapere che per raccogliere bisogna anche seminare, sono consapevole con la testa che grandi infrastrutture generalmente portano a grandi vantaggi. Guardate oggi il Mose, quante critiche ha subito il Mose. Molte sono sensate per ciò che riguarda la sua realizzazione, ma sentivamo anche persone che davano così degli incompetenti e di ingegneri e poi ti portano delle realizzazioni. Quindi io non lo sottovaluto lo sviluppo di un'infrastruttura come può essere quella del ponte sullo Stretto. Andretta, lei come commenta le parole di Scalzotto e anche di quello che ho detto io, i problemi dei cittadini, altri problemi che hanno i governi, però lo Stato siamo noi che paghiamo, è quello il grande problema, siamo noi che paghiamo queste grandi opere, servono, non servono, però al momento abbiamo molti dubbi, anche perché sono dei costi folli, chissà quando finiremo di pagarli, se riusciremo a pagarli, perché non si capisce dove centrare l'obiettivo, visto la condizione nella quale viviamo. Prego, io ho un banco solidale, perciò, e abbiamo 7.000 associazioni di volontariato qui nel Veneto. Prego. Allora, io posso dire che ci accorgiamo anche noi come associazioni che ci sono delle persone fragili che hanno bisogno e che hanno difficoltà a arrivare a fine mese. Io dico, spero che i nostri governanti abbiano una coscienza, che si rendano conto dei problemi dei cittadini, soprattutto degli anziani che hanno difficoltà con la sanità, la difficoltà di muoversi, la difficoltà di andare a fare visite, e quindi chiedono il sostegno alle associazioni di volontariato. Vediamo che noi siamo sempre più richiesti a dare il nostro contributo, dove possiamo naturalmente, per sostenere questi bisogni che purtroppo lo Stato, i comuni non ce la fanno più a sostenere. Non ce la fanno e non hanno, come diceva giustamente il sindaco, metti la burocrazia, metti che i fondi non arrivano, ecco, il territorio sembra piccolo ma è sempre grande quando si devono spendere soldi. Ha detto il sindaco, io 5 milioni non li ho, se li trovassi metterei a posto tutto il territorio. Poi sentiamo invece fiumi di denaro su cose che veramente al momento ci lasciano molto perplessi, o che qualcuno ce le spiega e vorremmo fossero degli addetti ai lavori competenti e non il politico di turno, che non è un sindaco ma è un politico, che forse veramente far parlare gli esperti e le persone competenti non farebbe male. Si può fare o non si può fare? Spiegami bene e poi decidiamo di dare la nostra preferenza, e penso che il cittadino italiano abbia molto buon senso. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Io la seguo da questa mattina, Mirella, e ho visto tutti i sindaci ripetere la stessa cosa. Però adesso gli faccio una domanda, c'è il sindaco là. E mi dà fastidio quando dicono che non ci sono i soldi. I soldi, chiamiamo montagne di soldi, montagne, sappiamo dire montagne di soldi. Ma di più sono il 5 per 1000. Si ricorda quando è venuto fuori come si dice, il 110? Il 110, io ho telefonato subito, e questa è una burlonata. È una burlonata. Si immagina il 110, vuole essere esclusivo per i comuni, mettere a posto le case del povero, mettere a posto le scuole, mettere a norma tutti gli edifici pubblici, le case popolari che sono spese al 20, 30, 40% in certi comuni. Questo è stato un errore enorme. E si immagina che i soldi si potrebbero recuperare. Montagne di soldi. Poi un'altra cosa, signor sindaco, le dico, il PNRR, anche lì sono intervenuti subito. Io ho detto che non può essere fatto il PNRR, perché verrà penalizzato i comuni piccoli. E così è stato. Ecco, c'è stato bisogno di discorso. Dobbiamo dire, in una famiglia, bisogna dire dove si spendono i soldi.
Questo qua adesso che abbiamo visto, basta che il suo sindaco, il suo partito, gli dice che sono un attimo Gianfranco, sei in viva voce perché si sente male, sei in viva voce? Non è così, non va bene. Ecco, volevo il suo parere su queste cose, grazie e buon lavoro. Abbiamo capito così e così, forse Gianfranco era in viva voce. Il sindaco ha capito qualcosa, riesce a rispondere? No, io chiedevo a lei se poteva aiutarmi perché ho capito che il signor Gianfranco che aveva fatto una critica sul fatto che i comuni, diceva non è vero, i comuni sono seduti su una montagna di soldi. Questa è una sciocchezza e una banalità enorme. Poi ha detto qualcosa. No, non ha detto, ha detto che ci sono, che c'è una montagna di soldi che ci può ecco, allora, e che anche i fondi del PNRR oppure i famosi 2, 5, 8 per 1000 che non sappiamo mai, a parte le associazioni di volontariato che fanno la rendicontazione, diciamo quello che prendiamo e come lo impieghiamo, non c'è trasparenza o poca. Prego sindaco. No, allora il tema delle risorse è un tema essenziale, ne abbiamo consapevolezza tutti, in base a quello che io ho di soldi è chiaro che posso fare le realizzazioni. Se ho 150.000 euro mi posso costruire un appartamentino piccolo, se ho 1,5 milioni di euro posso costruirmi una villa grande e così vale per i servizi. Scusatemi l'esempio un po' banale. Quello che tutti i sindaci del Veneto hanno scritto 15 giorni fa a Verona è stato questo: guardate, noi registriamo che manca un attimino di organizzazione perché dobbiamo definire che cosa ci serve e quei soldi per fare quello che ci serve. Questa è la base. Se io ho 100 km di strada, almeno 500.000 euro all'anno devo averli per asfaltarne il 10% e quindi non ci sono dubbi di questo. Se io ho dei dipendenti, se una pianta organica di un'azienda prevede 40 dipendenti, non è la stessa cosa averne 32, perché in un comune della Campania ne hanno 70, mi capite? Perché anch'io vedo che c'è la fontana da sistemare, vedo che c'è la buca del marciapiede della Viale Roma da definire, da sistemare, eccetera, ma se ho le persone posso anche non dico comandarle, ma indicarle di andare a finire. Infatti Gianfranco Valeri chiedeva appunto unione o fusione dei comuni per cercare di supportare meglio. Prego. Questa è una bestemmia comunista, io continuo a sentire queste cose, ma scusate un attimo, ma i comuni non devono fare utili, non devono fare risparmi, che non debbano buttare via i soldi, io sono d'accordo, ma le comunità esistono come fattore culturale, come fattore sentimentale, come fattore di comunità da sempre. Allora troviamo l'organizzazione per la quale magari il comune di Colonia Veneta possa mettere, che so, la ragioneria a disposizione anche per altri comuni limitrofi che sono più piccoli, e qui si tratta di efficientare e mi sta bene, ma non andiamo a eliminare il comune, perché? E nei territori montani quanto fanno i comuni? Io ho un comune a me vicino, piccolino, che ha la sua amministrazione e sono amministrati bene, hanno le persone che si dedicano. Con più grande è il comune e il territorio, più è complesso. Allora attenzione, io concordo con il fatto che ci debba trovare un'organizzazione che efficienti. La risposta di creare le fusioni, di creare le unioni, per me è una risposta semplicistica che va contro ai desideri della gente, che va contro alle realtà naturali. Senta sindaco, ma siccome lei è stato eletto dai cittadini e giustamente quando farà il secondo mandato dopo ci sarà un altro sindaco, forse la trasparenza anche nel spiegare come sta spiegando lei l'unione o la fusione da parte, ecco, dell'amministratore, poi che decida il cittadino quando ha capito bene dove andare a parare, perché ho sindaci che sono favorevoli alla fusione, ho sindaci che sono favorevoli all'unione e ho sindaci
sindaci, come dice giustamente lei, che invece non sono d'accordo. Allora, a questo punto, visto che il politico è di passaggio, non è il caso che sia il cittadino coinvolto, visto che è il cittadino che richiede risorse e risposte alle sue esigenze? Beh, ma se mi sta parlando di democrazia diretta, direi che è una cosa valida per le società arcaiche. La Grecia del I secolo era sicuramente amministrata per democrazia diretta, ma Atene era una città di 30.000 abitanti dove i lavori li facevano gli schiavi e i cittadini liberi avevano il tempo di trovarsi sull'Acropoli, nell'Agorà, per decidere se Socrate doveva essere condannato o meno. Oggi, mi scusi Mirella, ma ogni ambito che viviamo è un ambito complesso dove non basta il buon senso e la dedizione del buon padre di famiglia. Pensiamo alla medicina, pensiamo a tutti gli ambiti, alle infrastrutture. Oggi abbiamo dei temi complessi e il cittadino, secondo me, è meglio che si faccia rappresentare. Poi in Italia c'è un tema. È questo il sistema migliore senza neanche le preferenze? No, di sicuro. Qui lei con me, insomma, sfonda una porta già aperta. Dobbiamo fare un sistema che faccia prevalere i migliori, che i rappresentanti siano i migliori. Ecco che allora probabilmente avremo delle persone che incarnano anche un'efficienza nell'andare a dare corpo così alle visioni, alle necessità e alle risposte della gente. Io avevo prima ospite Marco Tappari, che è presidente della casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta del Montello, che è stato anche amministratore del comune di Montebelluna con Marzio Favaro, che lei sicuramente conoscerà, che è della Lega, il quale ha detto: forse è vero, abbiamo più dato importanza alle opere visibili, tipo abbiamo fatto delle piazze anche contro la volontà dei cittadini, che invece investimento in opere che sarebbero servite di più. Ecco, adesso ci rendiamo conto che abbiamo delle infrastrutture che forse dovevamo pensare prima, solo che la piazza è molto visibile e la vedono tutte. L'infrastruttura non è che si veda molto, magari mettendo a posto anche nelle strade minori. Cosa dice Andretta, lei che girate, ecco, queste infrastrutture, questi capolavori, anche perché hanno fatto delle piazze che sono dei capolavori, molte anche discutibili, però qualcosa si è realizzato. Ecco, dare voce invece proprio alle esigenze del territorio, indipendentemente da quello che tu pensi che in quel momento possa essere utile, perché anche qua da capire quello che è utile e quello che non è utile, perché se ci troviamo questi anziani dappertutto che non riescono a uscire di casa, le fragilità, i diversamente agili, come li chiamo io, che ogni volta che escono di casa devono farsi il segno della croce, anche tutti noi, dire la verità, perché veramente sono con le spalle al muro, è impossibile muoversi, forse qualcosa si sarebbe dovuto fare, queste barriere architettoniche, prego. Allora, parlo dalla mia parte, faccio i complimenti ai sindaci, specie ai sindaci giovani che si mettono in gioco, che non è semplice questa cosa. Capisco che è bello vedere la piazza e la via principale, però sì, giustamente ci sono anche altri, vediamo gli acquedotti che sono dei colabrodi, vediamo le fognature che anche là ci sono allacciamenti. Però, ripeto, non è un lavoro da poco quello del sindaco, perché si trova veramente sul collo degli impegni non indifferenti. Che dire, la gente piace anche vedere, però vorrebbe anche altro, quindi non è semplice accontentare tutti, Mirella. Allora andiamo a vedere invece giochi senza barriere all'ippodromo, cosa ha detto il vice sindaco Manera, che era presente a questa 2 giorni. Andiamo a sentire cosa dice il vice sindaco di Treviso. Beh, allora intanto io volevo ringraziare tutti per aver partecipato a questa manifestazione, lo sport senza barriere, che per definizione lo sport dovrebbe essere senza barriere, e ringrazio Mirella Tuzzato, tutti gli organizzatori dell'evento, per aver portato tanti bambini e soprattutto tante persone che hanno lavorato molto bene per un fattore di inclusione che deve essere alla base di qualsiasi attività, specialmente quella sportiva.
Allora, Andretta era presente, che ringrazio pubblicamente perché mi è stato di un supporto incredibile. Quanto importante è il mondo del volontariato in queste manifestazioni. Tantissima gente, non abbiamo avuto nessun problema. Pensate che è un territorio enorme, perché l'Ippodromo è una città quasi, ma soprattutto l'importanza di essere assieme, di vivere il territorio in armonia, in un ambiente bellissimo. Ecco, questo ippodromo con un verde spettacolare, con spazi ampissimi, più di 40 associazioni, prego. Beh, ringrazio Mirella che ci invita sempre, noi diamo il nostro contributo, quello che possiamo. È stata una bellissima manifestazione, 2 giorni di tantissima gente, tantissime associazioni, abbiamo visto tanti sindaci, amministrazioni comunali presenti e soprattutto tanti sorrisi da parte dei ragazzi presenti. Questo sì, è stata una bellissima esperienza anche per noi essere presenti. Spero ci siano ulteriori manifestazioni di questo genere, che ci sia un proseguo, perché veramente è stata una bellissima cosa. Ecco, l'importanza, Sindaco Scalzotto, ecco, di stare vicino alla comunità. Noi vediamo, e l'ha detto anche lei, a Colonia Veneta, queste manifestazioni, ecco, per portare anche i prodotti del territorio in maniera proprio squisita, perché stiamo parlando di un torrone meraviglioso, ma soprattutto far conoscere, ecco, le potenzialità del territorio grazie a queste manifestazioni, che possono essere sportive, culturali, gastronomiche, perché è quello che la gente richiede. In effetti la gente arrivano le famiglie, prego. Guardi, qua sfonda una porta aperta, Mirella, io la invito ufficialmente all'8 dicembre di venire a trovarci, Grazie. di partecipare all'inaugurazione, e credo che, non so se sia mai stata a Colonia Veneta, Sfortunatamente sì, Sindaco, perché ho aiutato delle persone in difficoltà proprio là. Bravissima, se poi magari privatamente vuole anche rendermi partecipe, ne sarei molto Ma non era lieto. Sindaco lei quella volta? Ma sì, va bene, ma le ma tanto per dire, sì. Ci sono sempre, e le comunità restano come restano i bei gesti. Concordo sul fatto che amministrare è un atto complesso, un'attività complessa che va dall'ideazione di un nuovo impianto sportivo anche a cose minori quali il pedibus, piccoli elementi o una campagna teatrale nella comunità. E tra le migliori e le più importanti, anche secondo me, manifestazioni di una pubblica amministrazione ci sono proprio quelle della valorizzazione tramite il vissuto che si ha attraverso le sagre e queste manifestazioni enogastronomiche o di prodotto che poi caratterizzano. Difatti, quando io presento la festa del mandorlato dell'8 dicembre dico che mandorlato è sinonimo di Colonia Veneta, perché i più conoscono Colonia Veneta proprio per questo dolce tipico. Quindi confermo quel che dice lei, sottolineando anche, mi permetto di sottolineare, non è un atto di ruffianismo gratuito, è proprio sentito la grande attività, possiamo definirlo possiamo svolto dalle volontarie e dai volontari, che danno una marcia in più. Lì si vive il momento di festa, si vive il momento di promozione del territorio, si sta bene assieme grazie a delle persone che impiegano il proprio tempo libero a disposizione per la comunità. Questi sono veramente gli esempi e i momenti dove essere sindaco, ve la dico tutta, è un privilegio. Poi per il resto ci sono solo grattacapi in realtà, ma qualche momento ce lo godiamo e sono questi. Grazie veramente anche di queste parole, Sindaco. L'importanza è capire, ecco, dove andare a parare, perché abbiamo una comunità che è in veramente forte difficoltà e va assolutamente supportata. Allora andiamo a vedere anche questa intervista a Frangivento, sentiamo cosa ha detto proprio in merito a questi 2 giorni di giochi senza barriere. Adesso parte Andretta, vedremo questo servizio.
perché sono servizi importanti che danno voce a quelli che hanno partecipato, a quelli che hanno veramente capito l'importanza di questi 2 giorni, perché sono 2 giorni veramente importanti. Sono Giorgio Pirolo e sono il creatore della Frangivento. Fin da piccolo disegno automobili, è sempre stata la mia passione. Passioni che si ritrovano anche qui in questa occasione, qui all'Ippodromo di Treviso, in giochi senza barriere, e sono molto contento di essere qui e di vedere come tutti possano accedere a tante discipline di sport, a tante attività, e questa forma di inclusione secondo me è molto importante. Anche noi con le nostre automobili cerchiamo di avvicinarci a questi eventi, a queste situazioni. Purtroppo oggi non ho potuto portare la mia Frangivento, però ci sarà sicuramente un'altra occasione. Frangivento che purtroppo è uscito con la sua supercar da €1 milione che l'ha completamente distrutta, poveretto. Ecco, era su un momento che si stava riprendendo per far capire cosa può succedere, ecco, con un incidente. Abbiamo visto questo pullman, ecco, adesso la verità prima o poi si saprà, perché veramente abbiamo questa tecnologia anche che ci permette di scoprire meglio la verità, che non facciamo, come ho detto prima, che alla fine pagano i morti, che è colpa loro perché erano seduti nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ecco, la verità deve venire a galla per rispetto di queste morti e di queste famiglie che non vedranno più i loro cari. Come ci saluta Andretta? Io saluto Mirella, facendo gli auguri per tutte le iniziative che sta portando avanti e che porterà avanti. Noi saremo a disposizione quando ci chiamerà e ben volentieri. Grazie a Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta, grazie a Enzo Andretta, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma della città di Treviso, grazie a voi, la posta di Mirella. Vaya, es un pollo. No pensé que sería un pollo. ¿Qué estás sosteniendo? Un pollo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás sosteniendo? Este es Halo. Es mi pollo. Genial. ¿Y cómo te llamas? Soy Tomás. ¿De dónde eres? Soy de Agua Dulce, California. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 11 años. Bien. Mucho gusto, Zoe. Dime por qué estás aquí. Puedo ver que esta es una presentación con animales. Eres increíble, Simon. Lo digo en serio. Es solo uno de mis talentos. Les mostraré mi entrenamiento con pollos junto a Halo. Bueno. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías entrenar a un pollo? Empecé a entrenarlos cuando tenía 7 años. ¿Y qué fue primero, la gallina o AGT? ¿Tu sueño es ganar America's Got Talent? Sí. Ya veo. Bien por ti. ¿Estás hablando? Muy bien, y como siempre digo, los próximos 2 minutos podrían cambiar tu vida. Así que buena suerte. Gracias. Mírenla, es muy tierna. Nunca pensé que los pollos se podían entrenar. Halo. Genial. El pollo es bien pequeño. Eso es. Wow. Es un pompón. Es un pollo pompón. Ese pollo es nuevo. ¡Qué lindo! Es muy esponjoso.
Wow. Vaya. Es una banda. Kiko está en los bongos. Mini los carillones. Miste en la guitarra. Pide en la batería. Hario y Twilo en el piano. Ellos son de Rock and Roll Band. Eso es increíble. Increíble. Howie. No tengo palabras. Nunca había visto algo así. Y eso es exactamente lo que me deja sorprendido de esta presentación.